anche questa mattina, martedì 3 dicembre 2024, questo mese meraviglioso, bellissimo, dove dovremmo vivere di emozioni, invece viviamo anche di qualcos'altro, che è questa depressione che ci unisce tutti in questo mondo fatto solo per pochi, con i soldi di molti che dovrebbero andare nelle tasche di queste persone, di queste famiglie. Se non lo sapete, hanno aperto un altro emporio solidale a Jesolo, perciò io vedo i grandi grattacieli, gli attici, i yacht, però un altro emporio a Jesolo vuol dire che c'è una richiesta di aiuto da parte dei cittadini che sono quei poveri che nemmeno con 2 stipendi riescono a arrivare a fine mese, sono le nostre famiglie venete e non solo venete. Però parleremo anche di montagna, parleremo di alberghi, abbiamo parlato di Jesolo, questa mattina parleremo di alberghi importanti, come andrà questo turismo. Ecco, abbiamo visto questa pista da bob che ormai sarà ultimata, sentiremo cosa ne dicono anche e cosa ne pensano i miei ospiti. Allora presento subito Davide Acampora, consigliere provinciale a Treviso, delegato cultura e turismo Fratelli d'Italia, ma non solo, è anche consigliere comunale, perciò buongiorno. Molte deleghe, grazie anche a Davide. Grazie Mirella per l'invito. Acampora, saluto anche Walter De Cassan, collegato con noi da provincia di Belluno, da Livina Longo del Col di Lana, presidente Federalberghi Belluno Dolomiti. Grazie di essere anche a lei qui, Presidente Buongiorno De Cassan. a tutti. Buongiorno. Allora io partirei proprio con lei, Presidente De Cassan, tante notizie, tante storie, tanto turismo. Com'è la situazione del suo importante osservatorio? Ho avuto anche il Presidente Kerr di Federalberghi proprio 15 giorni fa e per quanto riguarda gli alberghi ha detto c'è molto da lavorare e da fare, abbiamo anche bisogno di supporti dal governo perché mettere proprio a norma questi alberghi, queste strutture non è così semplice come sia, anche perché il mondo dei diversamente agili ha diritto a vivere una quotidianità e una normalità, visto che anche loro spendono come tutti gli altri e portano un indotto importante, sarebbe utile averci pensato prima, ma si deve andare avanti. Prego, Presidente De Cassan. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. La situazione in provincia di Belluno c'è molto fermento in vista dell'appuntamento del febbraio-marzo del 2026 che saranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Infatti proprio in quest'ottica molti alberghi si stanno attrezzando per accogliere le persone disabili e diversamente abili. Chiaro, noi ci riferiamo sempre con un luogo comune parlando in questa situazione di chi non può camminare, ma attenzione, ricordiamoci che ci sono ciechi, ipovedenti, sordi e tutta un'altra serie di situazioni per cui ricordiamoci che non è solo rendere l'albergo agibile a chi è in sedia a rotelle, ma anche per altri tipi di disabilità. È molto importante quello che ha detto, ma infatti quando si parla di diversamente agili, che io li chiamo così perché la parola disabilità non mi appartiene, non la sento, non ci credo con questa parola che è orribile, perché loro hanno bisogno di una quotidianità. Siccome abbiamo fortunatamente la ricerca e la tecnologia che hanno fatto passi da gigante, il problema è che bisogna investire. E per investire ci vogliono soldi. Allora sentiamo anche Davide Acampora cosa ne pensa, questo investimento nella società fragile, di quella che ha bisogno del supporto, che ha tutti i diritti di vivere una quotidianità, di uscire, di fare tutto quello che facciamo anche noi, cosiddetti normodotati. Prego Acampora. Assolutamente Mirella, è una tematica importante di questi anni. Ci stiamo rendendo sempre di più che c'è una disparità tra chi è tanto ricco e il povero e quindi questa forbice si sta sempre di più allargando. È compito della politica sicuramente porre rimedio, e quello che fanno persone come te col Banco Solidale, piuttosto che anche imprenditori come De Cassan, come tutto il comparto anche alberghiero in questo caso, che aiuta queste persone anche a poter avere il diritto di andare in vacanza ed star bene, sono cose importanti. Bisogna stanziare fondi, bisogna impegnarsi sempre di più affinché queste persone abbiano voce, perché come appena detto appunto sono sempre di più.
e spesso ce ne dimentichiamo, siamo presi un po' dalla quotidianità, da tante cose. Adesso arriva il Natale, quindi poter dare anche un po' di sicurezza e un po' di serenità anche a queste persone è nostro dovere, è dovere della politica, ma è dovere anche di tutti noi. Per esempio mi viene anche in mente quell'esperienza che ho fatto poche settimane fa con Andretta della raccolta di farmaci. Che ringraziamo sempre. Grazie. Perché con tutti questi collaboratori siamo riusciti. Sono piccole cose, 21 farmacie. Dobbiamo dare il nostro piccolo contributo, anche donare questi farmaci alle famiglie bisognose e bambini bisognosi per uso pediatrico, tra l'altro ricordo, è una boccata d'ossigeno. Noi dobbiamo fare il nostro piccolo ogni giorno, quello che possiamo fare. La politica deve farlo per trovare soluzioni, ma anche noi persone normali, nella nostra quotidianità, anche donando una tachipirina, dico per esempio, quel giorno, oppure un termometro, piuttosto che un farmaco medicinale per uso appunto pediatrico, è una goccia nell'oceano, però è sempre una goccia. Quindi vedevo veramente quelle ore che ho passato nelle farmacie, anche proprio negli occhi delle persone che quando hanno saputo di quell'iniziativa non vedevano l'ora poi di dare il loro contributo. Quindi c'è speranza, non siamo presi, diciamo, basta solo però continuare sempre più in questa direzione. Però io chiedo anche al Presidente del Cassan, il problema sono queste tasche che piangono. Io ho sentito una mamma che ha detto che stava sciando con i suoi bambini e con suo marito, è bellissimo perché finalmente ci troviamo tutti assieme, facciamo lo sport tutti assieme, questo sport, ma costa tantissimo. Non è possibile trovare del Cassan delle soluzioni perché anche quelli che non hanno questa possibilità economica di poter fare anche questi sport, di visitare anche questa meraviglia che abbiamo a 2 passi da casa, perché noi proprio siamo veramente a 2 passi da tutto, dalle montagne, dai laghi, dal mare, dalle colline, fanno chilometri e chilometri per venirci a visitare, riuscire ad arrivare anche alla fragilità. Lei sa il mio sogno qual è? Di portare i diversamente giovani a fare queste vacanze, soprattutto anche durante la settimana, portarli a visitare questi posti, perché non sono tutti che hanno l'Alzheimer o non riescono a muoversi. Noi abbiamo veramente che stanno studiando all'università della terza età, hanno 90 anni, 80 anni. Cioè cercare di aiutare queste persone a vivere delle esperienze diverse. Pensate quando hanno portato al mare questi ragazzi diversamente agili, più di qualcuno ha detto: è la prima volta che vedo il mare, non tornerei più a casa, starei qui. Pensate a far vedere anche una volta alla settimana, star via 2 giorni, portarli a vedere. Ma perché si deve sempre parlare di business, dei Cassan, e noi invece di aiuto alle fragilità, di farli atterrare dolcemente? Siamo diventati così belli e grandi, io lo dico tutte le mattine a merito di queste figure, ce ne siamo dimenticate, vivono nella solitudine più totale, non gli abbiamo insegnato loro a usare la tecnologia, ci dimentichiamo di questi scrigni meravigliosi che abbiamo ancora la fortuna di avere. Prego De Cassan. Ma la situazione è abbastanza complessa. Sappiamo che purtroppo lo sci è uno sport che è sempre stato caro, attenzione, perché è sempre costato molto andare a sciare. In questi anni, complice anche tutta una serie di situazioni, compresa la botta inflazionistica del 2022, ci sono stati dei rincari. Però ricordo anche che ci sono molte promozioni da parte del Superski Dolomiti, specialmente nei periodi di bassa stagione, quindi il periodo di dicembre prima di Natale e a gennaio e a fine stagione, in cui ci sono delle grosse promozioni sia sulla sistemazione alberghiera sia sull'acquisto dello ski pass. Sì, ma per quanto riguarda di portare queste persone, ho capito io, ma io oltre a questo le ho fatto anche una domanda: portare questi diversamente giovani a fare qualche weekend, a staccare la spina, possibile non riusciamo a trovare le soluzioni? Perché da soli non possono difendersi, siamo noi che dobbiamo stimolarli a non diventare rinco, e non finisco la parola,
dentro queste strutture, per quanto belle, per quanto anche che cercano di fare il massimo, ma io li ho visti quando li ho portati a Villa Margherita, quel pranzo bellissimo che abbiamo fatto con tutti, inclusiva, Villa Margherita inclusiva, solo il prepararsi, uscire. Ecco, una mi ha detto: guarda Mirella, il vestito della sposa mi sono messa quando mi sono sposata, era bellissimo, truccati. Capisci a Campora che dobbiamo investire su questo, basta cemento, dobbiamo investire sulla persona. Con questo cemento non ne andiamo più fuori, non ne andiamo. Facciamo il cemento, le strutture, non abbiamo le persone da mettere all'interno, comprese le nuove cittadelle della salute e tutte queste strutture che abbiamo fatto, terza, quarta corsia, senza pensare che abbiamo la possibilità di fare con la ferrovia, tramite acqua, con questi porti meravigliosi. Perché non si riesce a capire quello che è necessario al paese? Non c'è solo la gomma, abbiamo la ferrovia, abbiamo dei porti meravigliosi dimenticati, via acqua, non si riesce a capire. Prego. È un tema complesso che necessiterebbe di 10 puntate. È un po' la rincorsa al business, io penso che sia, la chiamo così, no? C'è anche questa cementificazione costante per creare poi, diciamo, case che poi restano vuote. Quello è il problema. C'è un patrimonio pubblico, per esempio di abitazioni, che non sono a norma, che sono abbandonate. Sicuramente, insomma, nei vari paesi e i vari sindaci poi sapranno il loro patrimonio. E invece si tende sempre a costruire cose nuove. È una cosa complessa che richiede un ragionamento molto, insomma, complesso, però sì, sono d'accordo con te, insomma, bisogna cominciare veramente a dare spazio a queste persone e non pensare solo al business, ma pensare anche al futuro di chi è più bisognoso, di chi ha più bisogno. Per quanto riguarda il discorso della ferrovia, come dire, insomma, sono anche là mezzi di trasporto. Lo fanno anche in altri paesi, non è che sì, dobbiamo scoprire l'acqua calda. Però sai cosa? Io vedo anche nel nostro territorio, appena cerchi di fare qualcosa di diverso, qualcosa, come dici tu, che vada fuori dai canoni, parlo per esempio di un sottopassaggio piuttosto che di una cosa nuova che scombussola un po' il piccolo mondo nostro, no? Della provincia anche, si alzano le barricate. Parlo per esempio del Parco Vittoria piuttosto che del sottopassaggio, quello della parlo di Treviso perché sono di Treviso, certo. Parlo del mio comune, adesso ho una visione provinciale. Ma anche in Italia, la Sicilia è una parte senza acqua e stanno pensando al ponte di Messina, cioè avete visto cosa è successo in Sicilia e cosa sta succedendo? Cioè, ci sono delle contraddizioni dove comunque sono più legate a mentalità locali. Allora apriamo il centralino, abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda il movimento di chi che non può andare in montagna, e a montagna è tutto un bidon, gli fa vedere quello che vogliono. Uno che va a sciare, devo 200 euro al giorno, 250 euro, dove che arriva? Anche il disabile, e dove trovare tutto quanto pronto, anche a Pariù. Mio un amico qua a Casale, va bene, che aveva ai pioppetti, quando che ha detto, te parlo di 40 anni fa, prima di verse, gli è dato a fare i bagni per i disabili e spendere in anni 50 milioni che a volta. E giustamente, perché ha diritto ancora di andare dappertutto. Non che facciamo un piacere a creare queste strutture, va bene, è un diritto. È il governo che deve interessarsi di queste robe. Al Papa gli darà un albero gli ha fatto un casino a Madonna. In montagna, adesso, anche a Costina, gli hanno tagliato 200.000 alberi per fare piste. Ma le cose che non devono parlare. Gli ne butta il fumo sugli occhi. Ti vedi che anche la povera gente che ha bisogno dei medicinali, ne tocca fare la carità a noi altri, che sei vergognoso, dovrei pensare allo Stato, perché una famiglia, va bene, che sia indigente, che ha bisogno delle medicine, deve dargli lo Stato a gratis, non comprare armi, spendere miliardi per armi, per queste robe, ma le cose se non devono parlare. Mi conta quello che vuoi, un politico, per prendere 14 12 mila euro al mese.
non di lavoro non sa niente, va bene, perché non capiamo là. E neanche non sa dei bisogni della gente. Sa cosa che vuol dire che anche 100 euro in più, per dire. Il pan con l'8% e il 10% dell'IVA. E a crema è fissando i putei che mi conoscono, è il 20% dell'IVA. E dopo gli dà 50 franchi al mese in più di pensione. Ma è vergognoso, chi si vergogna? Perché in Giappone fa tutte le robe parioli, per la povera gente non esiste. Grazie Rinaldo, sai che devo andare avanti, grazie della telefonata. Andiamo a vedere anche questo servizio, perché è Natale, dobbiamo sperare in positivo, guardare in positivo, dobbiamo essere un po' ottimisti, anche se oggi ho il Banco Solidale aperto e anche domani, anzi invito chi non si rende conto cos'è un emporio solidale a venire a vedere, visto che è anche l'unico emporio in Italia all'interno di un ente pubblico, e allora la capite come gira anche qua nel nostro territorio e non solo. Andiamo a vedere questa apertura stagione. Andiamo a Belluno. Il cielo è azzurro e il sole splende sull'avvio della stagione sciistica nelle Dolomiti. Nonostante l'assenza di precipitazioni nevose, si torna a sciare su neve artificiale in alcune piste dei comprensori di Falcade e San Pellegrino e a Cortina, dove da oggi si sono allacciati gli scarponi in Faloria e a Pietofana, in aggiunta all'apertura dello scorso 23 novembre di Colgallina in Falzarego. Grandi le aspettative per quello che è l'indotto numero 1 del turismo invernale nelle Terre Alte a un anno dall'evento olimpico. Le aspettative sono buone, se non buonissime. Siamo partiti con la parte alta una settimana prima delle previsioni, quindi direi benissimo. La necessità di sciare su neve artificiale non sembra aver scoraggiato l'affluenza degli sciatori in arrivo da tutto il mondo per sfrecciare sulle piste incastonate tra i colossi dolomitici, e lo stesso discorso vale per l'aumento del prezzo degli ski pass, ovunque compreso tra il 3,7 e il 5,2%. Ad esempio servono 83 euro per un giornaliero all'interno del comprensorio Dolomiti Superski e quasi 1.000 per uno stagionale, cifre che lo rendono il più caro d'Italia a fronte dell'offerta, neve permettendo, dei suoi 3.000 km² di superficie e 1.200 km di piste, un primato senza eguali a livello mondiale che ogni anno richiama più di 3 milioni di sciatori. Negli ultimi anni siamo sempre andati in salita, quindi ci aspettiamo anche quest'anno di crescere. Per l'apertura ufficiale dei restanti comprensori si dovrà attendere il 5 dicembre, dove come da tradizione l'avvio della stagione invernale coinciderà con il Cortina Fashion Weekend, una stagione più che mai all'insegna dell'accoglienza e dell'inclusività, anche alla luce dei recenti scandali che hanno rischiato di gettare ombre sull'offerta turistica bellunese. Neanche da mettere in dubbio, noi accogliamo tutti e siamo ben felici che vengano tutti a poter ammirare la valle, che è uno dei posti più belli del mondo. Posti più belli del mondo. Allora, Presidente De Cassan, cosa dice? Com'è la situazione? Soprattutto i posti di lavoro. Questo personale che non si trova, come siete messi? Io vedo tanti giovani, dire la verità, scusatemi, ma io nelle cucine, nelle sale, io vedo i giovani e sono tutti ragazzi che studiano, che stanno cercando di prendersi questi soldini per cercare di arrotondare e riuscire a finire gli studi. Prego De Cassan. La questione lavoro non è così complessa come lo è stata nel primo periodo post-Covid. Noto che c'è un po' più di facilità a trovare personale per le strutture alberghiere in queste ultime 2 o 3 stagioni. Tra l'altro ricominciano ad arrivare i curriculum, cosa che fino a un anno fa non arrivavano nemmeno i curriculum, per cui ora c'è la situazione è un po' migliorata. Fermo De Cassan, cosa è scritto su questi curricula? Ecco, perché è importante capire chi sono questi giovani che cercano lavoro. Prego De Cassan. Ma spesso è gente che d'estate lavora al mare e si fa la seconda stagione in montagna d'inverno, quindi gente già con esperienza,
nel 90% dei casi sono ragazzi giovani, come diceva lei, già con un minimo di esperienza di 1, 2, 3, anche 4, 5 anni, e quindi persone che sanno già com'è il lavoro d'albergo. E che età hanno questi ragazzi, grosso modo, del Cassan? Qual è l'età che si nota di più? Ma arriva un po' di tutto, dai 18 ai 60, però principalmente tra i 20 e i 35 anni la fetta principale di richiesta di lavoro. Di richiesta di lavoro, ecco. Sentiamo anche cosa ne pensa Davide Acampora, questi giovani che non è vero che non hanno voglia di fare niente, io li difendo tutte le mattine, per carità ce ne saranno, ma guardate che io sono in mezzo a loro e questi hanno voglia di fare come hanno voglia. Certo che vogliono dignità al lavoro che fanno, questo sì, perché non so più come una volta, mi nuovo combatta, basta lavorare, vogliono anche la dignità e il rispetto del lavoro e della persona. Essere pagati anche giusti. Beh, effettivamente è proprio come dici tu, noi siamo abituati quando vediamo sui giornali sempre le notizie negative dei ragazzi, baby gang, vanno a combinare insomma malanni, articoli spesso che prendono un gruppetto di ragazzi e sembra che tutti i ragazzi diciamo di quell'età lì si comportino così, non è vero, ci sono milioni di ragazzi che studiano, che lavorano, che si pagano gli studi facendo lavapiatti, facendo il cameriere nel weekend in pizzeria, facendo le stagioni al mare, facendo le stagioni in montagna. Io per esempio mi sono laureato, ho sempre lavorato facendo questi lavoretti qui per pagarmi le tasse universitarie, i vestiti, la benzina e quindi insomma capisco benissimo. Poi c'è sempre chi poi rovina con la notizia sulla stampa, ma non è così. Abbiamo un patrimonio umano di ragazzi che sono bravissimi, io me ne rendo conto tutti i giorni in comune, anche con le iniziative che portano avanti, insomma li abbiamo incontrati, quindi assolutamente è una cosa entusiasmante. Il patrimonio, noi dobbiamo investire sui giovani, lo dico sempre. Per quanto riguarda il discorso dei curricula che stanno arrivando, è una cosa che mi rincuora perché abbiamo vissuto qualche anno post-Covid dove davvero c'era carenza di lavoro. Io lavoro proprio nel settore della ristorazione e i miei clienti anche quest'anno, ma un po' meno, ma tantissimo l'anno scorso, non riuscivano a trovare personale. Probabilmente dall'ondata del Covid o da una serie di circostanze sociali che si erano create, ma adesso la situazione si sta sbloccando, quindi speriamo insomma che sia una stagione invernale all'insegna del turismo, ma anche che possa dare lavoro a tante persone, perché poi dopo il volano economico lo fanno le persone che guadagnano e spendono, è tutto lì, no? Allora, Presidente del Cassan, c'è anche questa idea, l'abbiamo anche sentito, di aprire questo aeroporto, lo ha detto il Ministro Santanchè. Lei come vede questa possibilità di avere questo aeroporto? Si farà, non si farà? È necessario, non è necessario? Prego De Cassan. Sorrido perché qualche anno fa, quando l'onorevole Santanchè non era ancora ministro, ebbe una polemica a distanza con lei proprio sulla questione aeroporto. Ma il problema non è fare un aeroporto o meno, il problema sarebbe intanto, è lo stesso discorso del ponte sullo stretto di Messina. È inutile che io porti la gente da Villa San Giovanni a Messina in 10 minuti o un quarto, 15, 20, 30 e poi da Messina a Palermo ci vuole una giornata intera. Attenzione, noi qui abbiamo bisogno di infrastrutture stradali prima dell'aeroporto. Mi riferisco per esempio alla Gordina, che è una strada che purtroppo è sempre dimenticata. Per fortuna con la questione Olimpiadi stanno lavorando molto su certe infrastrutture, specialmente sul Cadore. Quindi prima di fare progetti faraonici su un aeroporto starei un pochino coi piedi per terra, visto che ci sta bene come paragone, e andrei a risolvere meglio, anche perché se ho infrastrutture migliori, migliora la vita anche di noi che ci viviamo 365 giorni in montagna. Perché se io ci metto per fare 60 km da qui a Belluno 1 ora e mezza, è chiaro che non ci vado, ma non ci vado né quando ho bisogno e non ci vado nemmeno tanto per.
Io ho avuto, non mi ricordo, una sindaca, una donna, non mi ricordo di quale paese della provincia di Belluno, la quale era molto preoccupata perché dice che era importante il collegamento ferroviario, che in certe località è stato interrotto. E lei diceva, ma ricordiamoci che è fondamentale il collegamento ferroviario per noi. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo, di essere uniti tra di noi con queste strutture, con questi treni. Cosa ne pensa De Cassan? Adesso non mi ricordo che sindaca era, di quale paese. Prego, ma lei era preoccupata? Forse era la Marianna Hofer una volta che si è vista in trasmissione, se non sbaglio, con lei. Proprio lei, è vero. Esattamente, proprio con lei si parlava proprio della questione ferrovia, ma forse la questione ferrovia sarebbe l'ideale, solo che il problema adesso, nel 2024, purtroppo sono i costi. Se avessimo posto la questione meglio 30-40 anni fa, a 20 anni dalla chiusura della ferrovia delle Dolomiti, forse sarebbe costata meno, forse avremmo avuto meno problematiche, anche meno proteste da parte dei soliti comitati, eccetera, per cui si sarebbe riuscito a fare la ferrovia. È chiaro che adesso avrebbe un rapporto costo-benefici spaventoso, sicuramente, però tentiamoci, proviamoci, facciamo dei progetti. Sono d'accordo, bisogna iniziare a fare e copiare magari quello che c'era. Vi ricordate che c'erano i tram? Noi abbiamo buttato via tutto perché non servivano più, i tram dovevamo volare tutti e adesso rimettiamo i tram. Capite che forse ha ragione il presidente De Cassan a Campora, che forse bisogna guardare anche al passato, alla storia che abbiamo, migliorarla con le nuove tecnologie. Ma quello è il trasporto, o su gomma, o su ferrovia, o su acqua, ma non è che dobbiamo inventarci chissà cosa. Come dice il presidente De Cassan, che condivido in pieno, proviamoci, vediamo qual è la cosa migliore da fare anche per il futuro. Non è possibile parlare sempre di terza, quarta corsia, non è possibile, non ce la facciamo più. Prego. Finché non inventiamo il teletrasporto, purtroppo siamo costretti sono i metodi, diciamo, classici. È bella quell'affermazione che hai appena fatto riguardo al tram. C'è un ritorno al tram, al metrobus lo chiamiamo adesso, no? Quello che, diciamo, sollevato da terra con l'elettromagnetismo. È un po' quella, perché poi siamo stanchi anche di questi autobus che circolano per le città a gasolio, che hanno un grosso impatto anche visivo e anche di rumore, di inquinamento. Quindi si deve ritornare un po' alla storia e a quello che eravamo e trovare anche metodi più, non solo a livello ambientale, più diciamo che si sposano più col territorio, però andando anche verso, parlo anche della città, delle città, dei centri storici, verso una pedonalizzazione anche, no? E verso anche un sistema che possa fruire la città anche godendosela pieno, anche a piedi. Ma capisce, a capo, lo dico anche a De Cassan, che giustamente, ecco, io lo ringrazio, vorrei averlo ospite spesso, perché è proprio una persona per bene che dice quella che è la realtà. A Roma abbiamo la metropolitana, a Roma, città eterna, città che dove fai un buco trovi i reperti, l'hanno fatta. Qui al nord, dove abbiamo dei collegamenti incredibili col resto del mondo, direi io, non col resto dell'Europa, ma anche col resto del mondo, non abbiamo niente. Patreve, quant'è che ne parliamo, De Cassan, della famosa Patreve? L'avete mai sentito? Padova, Treviso, Venezia collegata? Quanto ne abbiamo parlato? Pensate che questa metropolitana avrebbe potuto congiungere il sud, il nord, eppure a un certo punto si ferma tutto, si fanno cose che non servono, si distrugge il paese per un'opera che non serve e non si fa invece quello che serve, non si guarda il futuro. Ma non bisogna avere una politica illuminata. Una volta avevamo gli illuminati, che noi abbiamo trovato quello che abbiamo trovato perché sono degli illuminati, erano degli illuminati e ci hanno lasciato le cose. E su qualche importante anche villa, anche a Verona, mi ricordo che è scritto conserva, fuori, scritto conserva questo bene che ti lascio.
Qui invece abbiamo svenduto il paese, abbiamo conservato niente, cioè, hanno lasciato le carcasse, hanno portato via la polpa del paese, che era la nostra creatività, l'artigianato, queste piccole e medie industrie che andavano benissimo, questi artigiani. Cosa è successo a Campo? Lei è un giovane politico, come vede la storia? Beh, allora, quello che è successo è un po' frutto dell'economia che è sempre in avanzamento e che in sostanza è un po' la ricorsa al business, no? Il costruire cose nuove e lasciare perdere quelle vecchie e dimenticarle. È una cosa complessa e che naturalmente richiede risposte complesse. Io quello che vedo a Treviso è che tante volte, anche per fare piccoli cambiamenti, okay, come dici tu, anche questa metropolitana, Patrevè, ci sono un sacco di persone che si mettono contro, no? Perché qualsiasi cosa tu voglia fare per cambiare un po' la piccola quotidianità crea scompiglio, c'è paura del nuovo, anche per fare un tunnel, per fare un sottopasso, per fare un parcheggio interrato, e quindi come possiamo non immaginare di fare una metropolitana come dici tu? Beh, Roma naturalmente con milioni di abitanti sono stati costretti, però anche lì non è una metropolitana di quelle tipo Londra o Parigi, esedoline, quindi anche là si sono proprio tirati le maniche per farla, hanno paura anche lì perché appena scavi trovi di tutto. Ma parlando del nostro nord-est, c'è un fatto culturale secondo me di paura, e cioè non si sta rendendo conto che siamo sempre di più. Cioè, si pensa alla quarta corsia del PUT, oppure piuttosto che inventarsi cose nuove tipo con meno impattanti, no? Per avere paura di fare un buco sottoterra. È quello il futuro, perché alla fine là si dovrà Sentiamo De Cassan, poi andiamo in pubblicità. Presidente, lei cosa ne pensa e come vede la situazione? Sono anche del parere che purtroppo in questi ultimi decenni molto spesso la tecnologia e tutto quanto è andato forse un po' più veloce di quello che l'adattamento della mente umana possa essere. Chiaro, dobbiamo pensare sì a medio e anche lungo termine anche sulla questione trasporti. E Macampola ha pronunciato più volte la parola business. Sì, è vero, si è fatto tutto per il business, però sì, 50 anni fa, 60 anni fa qui in montagna la gente viveva, ma con 4 vacche e 4 prati. Ora non sarebbero più sufficienti, attenzione, ricordiamocelo questo piccolo dettaglio, che spesso ci si accusa di voler far soldi e basta. Ma in montagna, signori, costa molto di più vivere rispetto a quanto possa costare in pianura o in città. Sì, è vero De Cassan questo, però bisognava, come si diceva prima, investire su quella che è la realtà nella quale vivi, e non dimentichiamo che facciamo degli investimenti su un territorio che tutti ci invidiano. Cioè, abbiamo un territorio che tutti ci invidiano e sono queste montagne fantastiche che abbiamo. Non si è pensato a questo, come veramente far incontrare diciamo ambiente, turismo, business, perché ci vuole, cioè, mica che non si deve fare, ma soprattutto quella che è i servizi. Noi abbiamo veramente delle possibilità enormi, però facciamo fatica, come dice a mio avviso giustamente Davide Acampora, Presidente Cassan, a volare. Noi siamo chiusi. Io dico sempre che qui ci sarà il profondo sud, ma abbiamo il profondo nord. Non c'è niente da fare. Ci chiudiamo. Ecco, guardiamo il campanile più alto invece di parlare di comunità, di investire nella comunità. E questo ha fatto sì che poi ci troviamo in queste situazioni, che dobbiamo ancora parlare di un turismo agevolato per tutti, anche nelle nostre località balneari, montane e non solo. Prego De Cassan, poi andiamo in pubblicità. Sì, ma infatti forse in questi ultimi 2 o 3 decenni siamo rimasti troppo fermi. E mi spiego, ci siamo un po' adagiati sugli allori perché la situazione andava bene, eccetera. Poi è successo che ci si è resi conto che mancano infrastrutture, che manca tutto, e adesso siamo lì tutti pronti a contestare i lavori a Cortina per le Olimpiadi.
perché attenzione, ci sono state contestazioni e comitati e questo e quell'altro, però erano 30 anni, 40 anni che a Cortina dintorni si discuteva di fare la circonvallazione di San Vito, di fare la circonvallazione di Cortina, eccetera. Forse siamo rimasti troppo fermi a suo tempo e adesso dobbiamo purtroppo correre. Beh, la strada del mare è Prego, Campora. Sì, la strada del mare, per esempio, ci lamentiamo che per andare a Jesolo ci sono code chilometriche, che non si riesce a entrare a Cavallino perché insomma ci si mette 4 ore per andare giù. Anche lì, però, soluzioni diciamo concrete, tipo anche la strada del mare, piuttosto che una circonvallazione che possa raggirare la Treviso Mare, è anche lì osteggiata da diverse persone, da diversi sindaci, da diversi amministratori, ma anche dai cittadini stessi, per l'impatto ambientale, ho capito, però noi dobbiamo trovare un compromesso per questo, perché sennò siamo fermi all'età della pietra, e questo è il tema, giustamente, come dice De Cassan. Cioè noi siamo stati fermi anni, adesso abbiamo un'esplosione demografica, abbiamo 3-4 macchine per nucleo familiare, 3-4 automobili. Uno va a fare la spesa, a buttare squasse con la macchina, cioè si vuole andare col SUV a prendere i bambini a scuola, anche se è a 500 metri. Cioè ci siamo abituati, ma è un processo sociologico questo che ha portato a questo. Adesso noi però le strade cioè quindi dobbiamo o costruiamo cose nuove e ci affidiamo alla tecnologia, come diceva giustamente, la tecnologia va avanti, però noi con la testa siamo ancora fermi a pensare che basti una stradina per andare al mare. Ecco. Pubblicità. Siamo appunto con Davide Acampora, consigliere provinciale e anche comunale a Treviso, Fratelli d'Italia, delegato alla cultura, al turismo, e anche con Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno Dolomiti. Allora, Acampora, quello che però dobbiamo anche capire è dove la politica vorrà andare a parare anche con questo territorio meraviglioso che abbiamo la fortuna di avere da nord a sud, da est a ovest. Siamo talmente belli, come dicevo prima, chilometri e chilometri i turisti per venire a vedere quello che non ha nessuno, che è la nostra cultura. Ecco, noi respiriamo cultura da tutte le parti, siamo musei a cielo aperto, non solo all'interno ma anche quando alzi la testa siamo bellissimi, eppure non riusciamo a volare. Ecco, secondo lei, un giovane politico, lei si occupa appunto di cultura e turismo, cosa dovrebbe fare? Dove dovrebbe puntare? Ecco, se lei dovesse fare un qualcosa di importante per la cultura e soprattutto il turismo, dove andrebbe a parare dopo aver sentito anche quello che ha detto il presidente De Cassan? Sicuramente investirei sulle eccellenze del nostro territorio, cioè valorizzerei dal punto di vista sia enogastronomico, ma anche dal punto di vista, diciamo, della storia, della cultura del nostro paese, della nostra provincia, punterei su quello, per visitare le meraviglie delle nostre città, dalle colline del Prosecco, per giungere alle nostre città d'arte, alle nostre ville venete. Quindi sicuramente creare una rete di valorizzazione che c'è già, però anche lì con campanilismi. E quindi punterei ad abbattere proprio questi per poter creare una rete e far vivere al turismo un'esperienza che sia, diciamo, inclusiva a 360 gradi di tutta la provincia. A noi non ci manca niente, come dicevi tu, abbiamo le montagne, abbiamo il mare, abbiamo i laghi, ovviamente parlo di Veneto. Quindi cioè, non fare in modo che il turista non venga qui solo per andare a vedere Venezia e poi magari passi da noi mezza giornata, cioè fargli vivere un'esperienza. Quindi sicuramente è compito della politica, ma anche delle varie associazioni che lavorano benissimo, attenzione, fare questo, cioè proprio puntare sulle grandi risorse che abbiamo noi del nostro territorio. Allora si dice a Campora che molti musei, molti siti che abbiamo meravigliosi non sono aperti perché non c'è la possibilità di pagare il personale e perciò noi teniamo sempre chiuso a chiave quasi sempre.
senza dimenticarci che c'è un mondo del volontariato che potrebbe aiutare anche in questo. Però bisogna coinvolgerlo, bisogna capire anche nel mondo del volontariato chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto, alla fine riusciamo a non fare niente. Io lo dico sempre che sarebbe ora di mettere anche, di fare un po' di chiarezza su quello che è il volontariato, chi sei, cosa fai, dove puoi essermi utile, perché finché noi facciamo questo minestrone non andremo da nessuna parte. È così difficile coinvolgere, visto che siamo 7.500 associazioni di volontariato, cercare invece di coinvolgere anche il mondo del volontariato per far sì che questo turista, che quando anche arriva a Treviso, penso non solo a Treviso ma in tutte le città, rimane a bocca aperta, non avrebbe mai immaginato di trovare una città che non a caso il soprannome era la piccola Atene, dalla bellezza che abbiamo di questa meraviglia. Eppure non si fa, si divide. Se tu fai parte di un cerchio politico entri, se tu fai parte del cerchio magico ti do anche la possibilità di essere visibile, se no tutto il resto è noia. E no, non può funzionare così a Campora. Anche questo qua sono cose che non sono semplici da scardinare. Mi piace perché quando vengo qui sei davvero un sacco di argomenti stimolanti. Anche qua, vedi, è vero, la politica spesso ci mette lo zampino e impedisce anche l'evoluzione di certe cose che sembrerebbero semplici viste da... Tante volte ti chiedo, ma come mai, perché? E te mi dici, ma perché questo? Questo è il punto, cioè ci sono anche i cosiddetti orticelli da coltivare, ognuno ha le sue cose. L'associazionismo è importantissimo, e comunque viene già fatto. A Treviso, per esempio, abbiamo fatto una mostra sul mercato storico sabato e domenica, dove c'erano delle fotografie che illustravano com'era il mercato di Treviso anche 100 anni fa. Il mercato, che era bellissimo. Bellissimo. Il mercato non è solo sinonimo di commercio, è anche un luogo di aggregazione, un luogo dove le persone si incontrano, bevono il caffè, quindi è da tutelare, a prescindere dal discorso di cosa si vende o cosa succede, diciamo, a livello, diciamo, di business, per fare una parola. Quindi è da tutelare. Quella mostra lì, chi la apriva e la chiudeva? Un'associazione. Fermo, perché abbiamo Maria Teresa da Piazzola sul Brenta, se no mi cade la linea. Vai Maria Teresa. Pronto? Pronto? Prego. Guardi, io non volevo essere in trasmissione. Ah, tu dimmi, parla che poi mi arrangio io. Dimmi, cosa c'è? C'è la badante che mi maltratta. È già un pezzo che ce l'ho. Va bene, allora Maria Teresa, hai lasciato il tuo numero al centralino? Sì. Brava. Allora tu lascia solo il numero, basta così, lasciami il numero. Basta così che poi ci sentiamo, sai Maria Teresa, poi ti chiamo sicuramente. Ecco, questa è la dimostrazione a Campora che non c'è rete. Perché Maria Teresa non dovrebbe, se si chiama, perché delle volte sono anche nomi, però è un punto di riferimento, Sveglia Veneti, per chi non sa più dove andare a parare. È vero o non è vero, non si sa. Poi io chiamo sempre il sindaco, dico guarda che ha chiamato questa persona, è meglio andare a dare un'occhiata. Non conoscono mai le situazioni, perché giustamente non è che il sindaco possa conoscere tutto. Ma allora c'è qualcosa che mi turba, che è questa parola servizio sociale. Cosa vuol dire servizio sociale? Vuol dire che tu nel tuo territorio, visto che non siamo a New York, dovresti conoscere le realtà, specialmente i diversamente giovani, chi sono e come vivono. Tanto è vero, e qua lo dico anche ad Acampora, che a mio avviso sarebbe utile fare un censimento chi sono i diversamente giovani nel territorio e come vivono, perché non ne andiamo più fuori, tra le truffe, tra i furti, ecco, tra la solitudine che li accompagna in questo ultimo periodo di vita, spero molto lungo per tutti. No, non ci sto. Allora dico al sindaco, ma mi sembra impossibile. Chiama. Poi è vero, c'è un 50 e un 50 quasi sempre. Non sempre è quella la verità, però almeno vai a vedere, ti confronti. Se questa persona ha chiamato, come tantissime persone, vuol dire che lei si sente fragile, si sente in difficoltà, non si sente protetta. Non è possibile, non è possibile. Allora, i medici di famiglia non si capisce più dei numeri che hanno, se ci sono o ci stanno. Abbiamo queste strutture, queste RSA che sono, parlando di infrastrutture, non li abbiamo perché mancano. Abbiamo dei numeri impressionanti di lista d'attesa per entrare, ma quelle sono.
e se ci sono anche manca il personale, forse perché dovremmo anche là rivedere gli stipendi di questo personale. Ma queste persone non possono aspettare in eterno e non dovrebbe essere Mirella che chiama il sindaco per vedere se questa persona è in crisi, non è in crisi, è vero, non è vero. Cioè, noi paghiamo persone che non riusciamo a capire cosa fanno. Cosa fanno queste persone? Non ci sono i numeri, perfetto. Il mondo del volontariato dov'è allora? No, non è che questo mondo del volontariato potrebbe aiutare Maria Teresa e altre persone, se non altro andare a vedere, poi vedere veramente com'è la situazione, come facevamo col Covid? Chi andava durante il periodo Covid nelle case a portare la borsa, a vedere noi? Noi rischiando certo, anche la pelle, certo. Noi abbiamo messo le pezze nel periodo Covid, ma neanche grazie, perché si premiano i VIP, perché i VIP bisogna premiarli, cioè sei un VIP, è il mondo del volontariato, tutte quella miriade di persone che lavorano in silenzio, dando continuamente, certo. Chi se ne frega di loro, prego. No, beh, allora, siamo di fronte naturalmente a un invecchiamento sempre più costante della popolazione, ok? Quindi si vive sempre di più, fortunatamente, e da un altro lato ci sono sempre meno soldi nel pubblico, ok? Quindi io vedo anche a Treviso nei tagli che siamo stati costretti a fare, perché le bollette sono triplicate con l'inflazione, cioè non è che solo la bolletta di casa, poi insomma anche le bollette degli uffici, luce, gas, cioè abbiamo dovuto tagliare anche noi, quindi per contro cerchiamo sempre comunque di mantenere i servizi sociali e di tutelarli. Fanno quello che possono, parlo sempre di Treviso città, perché non conosco poi, diciamo, però penso che sia un po' una cartina al tornasole, perché in provincia avete anche le pari opportunità, se io certo. ne ho viste una volta dico di no, perché siamo a 50 metri, non so cosa facciano le pari opportunità, cioè venire a vedere anche un emporio solidale penso non sarebbe male, visto che parliamo di pari opportunità. Quello che fate voi, quello che fai tu Mirella con l'emporio è encomiabile. E sarà mia premura e mio impegno darti più visibilità possibile per questo, quindi poi siamo anche vicini, adesso sono in provincia, quindi ti verrò a trovare spessissimo e cercherò in tutti i modi di divulgare quello che fai. Ma non è che deve venire a trovare la Mirella, è questo mondo di fragili che dovete venire a vedere e toccare con mano. Certo. Non è possibile che in 14 anni io abbia visto 4 politici, se li ho visti, non è possibile. Ma i politici non devono solo venire, devono poi darti una mano a fare quello che devi fare. Meglio che andiamo dal presidente De Cassan, però vorrei vedere questo video perché è importante anche essere positivi, perché ce la stanno mettendo a tutta, abbiamo veramente queste strutture, questi posti che sono meravigliosi. Andiamo a vedere questa aperta stagione sciistica. Siamo a Cortina per la riapertura della stagione invernale 2024-2025, riapertura degli impianti. La colonnina di mercurio segna 2 gradi sopra lo zero, condizioni che hanno consentito agli sciatori di tornare in pista. Prima sciata dell'anno? Molto bene Cortina, wow, bella giornata. Olympia della Tufana numero 1. Prima giornata qua, bellissima, adesso basta perché siamo stanchi, neve fantastica, bellissimo sole, speriamo nelle nevicate adesso, tutto qua. Neve perfetta, le montagne che si stagliano, una roba incredibile veramente. Insomma dai, ci accontentiamo, per essere novembre, piuttosto niente. Prima sciata, com'è andata? Benissimo, grazie. Bello, bellissimo. La neve com'è? Perfetta. Com'è andata? Bene, adesso siamo in cambio assetto, prendiamo la tavola da snow e proviamo anche la prima sciata con lo snow. La neve era bella, dura e mantiene fino al pomeriggio. Prima sciata dell'anno. Com'è andata? Molto bene, bellissima neve, bella temperatura e neanche troppe persone. Bella devo dire, molto bella anche se sparata. È bella, hanno sparato bene e anche caldo. Ma non vedevo l'ora. Com'è la neve? La neve è bene, speriamo ne faccia di più nei prossimi giorni. Aspettative per quest'anno? Aspettative devono essere positive per forza. L'aspettavamo da tempo. E è stupendo, come fosse la prima sciata della vita. La neve è bellissima. Aspettative per quest'anno? Io ho la stagionale, spero di sciare, sono pieno di acciacchi anch'io, ma comunque si va, oggi bene, molto bene.
Avete sentito questo diversamente giovane? Sono pieno di acciacchi, ma si va. Ecco, io vorrei far andare anche gli altri, anche se hanno gli acciacchi, vedremo se ce la faremo in futuro. Una volta c'erano queste colonie meravigliose, questi posti, quello che funzionava hanno tolto tutto quello che funziona, hanno lasciato tutto quello che non funziona. Presidente De Cassan, come ci saluta? Spero che abbia fatto piacere anche a lei sentire queste voci bellissime. Però abbiamo Gabriella da Mogliano, se non mi cade la linea, vai Gabriella. Buongiorno, tante grazie per quello che fa Mirella, come sempre. Ma ci mancherebbe. Volevo dirle, l'altro giorno c'era Rosita Celentano che parlava per televisione e ha detto che lei a 20 anni spaccava il mondo, ma non nel senso brutto, nel senso che aveva forza di vivere. E allora sta gioventù di adesso cosa è che ha? Che uno non sta bene, l'altro non ce la fa, ma che gioventù abbiamo? Che ha bisogno di aiuto, questo e l'altro. Bisogna che anche loro si diano una mossa e che pensino a vivere, a prendersi le loro responsabilità, se no come facciamo ad andare avanti? Grazie cara Gabriella, hai fatto bene a dirlo, ma guarda che ci sono tanti giovani bravi, poi vi farò vedere, ecco, non guardate solo i cattivi esempi e non sono cattivi per colpa loro, ricordatevi sempre che c'è sempre un vissuto alle spalle che andrebbe visto. Prego Presidente De Cassan. Ho visto questo piacevole servizio sull'inizio della stagione con gente di tutte le età che ha voglia di neve, di sciare e di divertirsi anche alla fine, perché insomma lo sci è principalmente divertimento oltre che sport. Speriamo in una buona stagione, magari se nevica anche un po'. Ancora meglio, così non c'è bisogno di spendere soldi. Quali sono le previsioni del Cassan? Arriverà sta neve? Fare previsioni è sempre complesso. Oggi il cielo è coperto, fino a ieri c'erano giornate bellissime e serene. Oggi è coperto, magari qualcosa può nevicare. Ecco, è un consiglio che vorrebbe dare al nostro Davide Acampora, visto che si occupa di cultura e turismo, cosa vorrebbe dire che dovrebbe fare secondo lei questo giovane politico che sta cercando anche lui di migliorare la situazione? Prego. Ricordo che una volta un ministro della Repubblica disse: con la cultura non si mangia, e invece no, non è vero. Anzi, è su questo sul quale dobbiamo investire, e auguro all'assessore Acampora di impegnarsi sempre di più al consigliere Acampora, di impegnarsi sempre di più proprio sulla cultura e sul turismo, perché la cultura è alla base di tutto. Allora sentiamo perché Davide Acampora rimarrà con noi, come saluta il Presidente De Cassan. Acampora. Intanto faccio i complimenti perché il fatto di avere il Presidente qui insomma, rappresenta anche un valore aggiunto per la categoria che porta anche, ci fa conoscere le attività che fanno e il fatto che sono presenti sul territorio. Mi auguro che sia una stagione, come dice il Presidente, proficua, anche perché tutto il comparto ne ha bisogno, speriamo che arrivi anche tanta neve. E faccio davvero i complimenti per il lavoro che fanno, che spesso non è facile perché hanno passato anche loro col Covid, post-Covid, momenti bui. Hanno tenuto duro, quindi anche loro sono parte integrante della nostra società e della nostra economia. E quindi davvero complimenti, tenete duro e speriamo insomma di lavorare tutti e lavorare bene. Grazie sia al Presidente De Cassan, Walter De Cassan, Presidente Federalberghi Belluno Dolomiti, di essere stato con noi. Davide Acampora rimane qui con noi, perciò adesso grazie Presidente, andiamo in pubblicità e buona giornata. Grazie a tutti, arrivederci.
E noi anche questa mattina abbiamo l'onore di avere Tullio Giacomini, questo meraviglioso uomo che ha messo in piedi non solo una struttura per i diversamente agili in tempi non sospetti, parliamo di 40 anni fa forse, 45, eccolo qua come dice Tullio, ma prima. Salutiamo anche l'orchestra Giovani Musicisti Veneti che io vi faccio ascoltare tutti i sabato quando ho finita la trasmissione per far capire cosa c'è nel nostro territorio, la cultura che c'è nel nostro territorio fatta dai giovani, dai 12 ai 22 anni. Io so quanto siete stati contenti e gradite di sentire questi giovani, me l'avete scritto, io vi accontento sempre perché siete voi, la faccio per voi la trasmissione e perciò il sabato quando Mirella termina alle ore 12 la trasmissione mando in onda questa orchestra meravigliosa. Io ho sempre solo da ringraziarti. Ma figurati, no, siamo noi che dobbiamo ringraziare te. Allora Tullio Giacomini, intanto parliamo cosa succederà il 15 di dicembre. Il 15 dicembre faremo un concerto per Natale, come ogni anno del resto. Noi seguiamo un po' le stagioni, quindi a Natale in primavera si fa il concerto di primavera e a Natale si fa il concerto di Natale. Quest'anno per Natale ne abbiamo 2 in programma, uno a Castelfranco dove è per il 21 di dicembre e uno al 15 di dicembre, domenica 15 dicembre a Treviso, nella chiesa di San Bartolomeo. La chiesa di San Bartolomeo oggi ci ospita per le prove e quindi noi vogliamo compensarla con un concerto che offriamo alla parrocchia. Dare per avere. Allora Tullio, ti fermo un attimo perché abbiamo Adriana in linea, poi salutiamo anche Andrea Dan che è con noi, eccolo qua. Allora Adriana, ciao, veloce, prego. Ciao Mirella, lo so, avevo provato a chiamare anche prima, ma mi hanno detto che c'era la pubblicità. Vorrei fare un commento su quello che è stato parlato poc'anzi. Sì. Non ti sembra un controsenso a te vedere le persone che hanno fame, si apprestano al banco alimentare, in pratica hanno bisogno di tutto e far vedere le persone che sono già a cortina? Dico io, guarda, magari è un controsenso. Dimmi la verità, Mirella. Ciao, grazie, scusami. Allora, non è un controsenso, è che è la realtà. Anche in tempo di guerra c'era chi moriva da fame e chi pasteggiava a champagne e salmone. Il problema c'è sempre stato e sempre ci sarà. Io vi faccio vedere le 2 cose, i 2 lati di questa comunità. Poi decidete voi cosa pensare, cosa dire, cosa si potrebbe fare, tutti quanti per la comunità. E dovete riflettere su quello che vi faccio vedere, questo è l'importante. Allora saluto anche Andrea Dan, grazie Andrea Dan, Presidente Sicurezza Manuela di essere con noi. Ecco, adesso si sta facendo questa importante raccolta di firme anche online, la stiamo mettendo in piedi per far capire l'importanza, dopo quello che è successo anche domenica, un altro ragazzo proprio in motocicletta purtroppo, non solo lui ma anche altri, non ci sono più perché non avevano questo airbag e fortunatamente non ci sono più. Pensate che tragedia per queste famiglie. Però il dubbio è, se avesse avuto l'airbag forse si sarebbe salvato? Questa è la domanda. Certo che avrebbe avuto molte più possibilità di essere qui con noi e con la sua famiglia questo Natale. Allora com'è la situazione, Andrea Dan? Salam alaikum, io mi trovo oltre 3.000 km da voi, ora sono in una piccola cittadina di 30.000 abitanti in Marocco che fa anche provincia El Kala Reghena. E qual è la situazione? Io dico che più avanti si va e più la situazione si drammatizza. Mi spiego con dei dati Istat, per cui dati certi. Nel 2023 in Italia abbiamo avuto 734 morti con le moto. Significa una media di 2 vittime al giorno. Se andiamo a rapportare, stiamo quasi raggiungendo
solamente con le moto le morti sul lavoro, perché le morti sul lavoro, dati Istat, nel 2023 erano 1041, per cui abbiamo ogni giorno 2 morti con le moto, ogni giorno 3 vittime sul lavoro. Fermo Andrea, perché abbiamo una telefonata molto importante che ringrazio veramente, perché poi ne riparleremo, ne riprenderemo il discorso che stavamo facendo, Andrea, ma è importante anche rendere omaggio a Tullio Giacomini, questo uomo che con grande caparbietà sta cercando di portare avanti la cultura del paese anche con questa meravigliosa orchestra, e ringrazio veramente tanto il direttore d'orchestra Elisabetta Maschio che vuole salutare Tullio Giacomini. Prego Elisabetta. Certo, buongiorno a tutti. Tullio, un grande abbraccio e una buona giornata per te, buongiorno, e so che sei molto impegnato con questa, devo dire, con questa missione, si può proprio dire che è una missione, è un volontariato culturale molto importante che pochi fanno perché costa tanta fatica e anche dispendio di forze e di risorse, quindi mi rendo conto, come lui anche noi, insomma, ci impegniamo in questo ambito e sappiamo che i ragazzi sono anche sempre meno, sono pochi, i numeri scendono ogni anno e quindi le difficoltà aumentano in proporzione. Ecco. Quindi Direttore Maschio, volevo chiederle una cosa, siccome abbiamo anche un consigliere provinciale e comunale, Davide Acampora, che si occupa proprio di cultura e turismo, cosa vorrebbe dire a questo politico che abbiamo qui questa mattina, direttore? Io mi rendo conto che la cultura è sempre un terreno molto difficile da affrontare e in più anche l'associazionismo che si impegna sulla cultura, nella nostra fattispecie nella musica. Io dico solo una cosa, che anche come Tullio, il gruppo che portiamo avanti noi da 22 anni sul territorio, quindi Regione del Veneto, quindi ragazzi che vengono da tutto il Veneto, in particolare con le sedi in provincia di Treviso, è una realtà che ha tantissimo volontariato. Io dico solo, quando il volontariato si stancherà perché non ha più forze, non ha più risorse, non ha più incentivi, non ha più prospettive, non lo so se gli enti pubblici, se il pubblico riuscirà a portare avanti da solo determinate realtà che sono anche un po' di salvezza sociale fino a un certo punto, perché le orchestre che accolgono come la nostra gratuitamente i ragazzi, danno formazione, accoglienza, amicizia, prove, concerti organizzati eccetera, con le risorse che si trova facendo tanta fatica, cioè non so chi è tanto disposto ancora a fare queste cose qua. Io all'orizzonte non vedo tanta gente che ha voglia di impegnarsi, però è anche vero che in Italia il volontariato salva le persone e su questo forse gli amministratori dovrebbero insomma un po' ricordarsi. So che se lo ricordano, ma diciamo che non è una situazione facile da vivere e anche da dare, a cui dare continuità. Allora direttore, a parte che spero di averla ospite presto a Sveglia Veneti, c'è Tullio che la vuole ringraziare, ecco, e vuole dire anche 2 parole, poi sentiamo anche il politico Davide Acampora cosa dice a questo direttore d'orchestra, questa donna che ce la sta mettendo tutta, penso anche con grande fatica proprio per l'impegno femminile, questa figura femminile che sta cercando di salire sta scala sempre molto impervia. Allora Tullio, cosa vuoi dire? Hai visto che sorpresa ti ho fatto questa mattina? È proprio una sorpresa. Io l'ho conosciuta la signora molti anni fa e abbiamo preso la stessa strada più o meno. C'è una cosa che potrebbe salvarci, è la sinergia. Cercare di metterci assieme, perché adesso, come diceva la signora, la direttrice, il direttore, la signora, il numero di ragazzi è sempre più scarso. Evidentemente la musica, come l'arte, come la cultura, attrae poco la gioventù. Purtroppo sono più attratti dalla squadretta di calcio, da tante altre cose, compresa quella di andare in piazza a litigare, manifestarsi, quello che non dovrebbero essere i ragazzi oggi, come i nostri, per esempio, i miei e anche i suoi, penso. Sono ragazzi che hanno tutt'altro atteggiamento con la vita.
sono ragazzi cui quando li guardi sai di poter contare su questi. Sono ragazzi a cui noi abbiamo cercato di insegnare quella che è i fondamentali di vita che esistono, cioè la democrazia, la disciplina, la tolleranza, la sinergia, l'amicizia e anche la speranza di un mondo migliore. Sentiamo Davide Acampora cosa dice al direttore d'orchestra Elisabetta Maschio, con le idee chiare su quello che può essere anche un futuro se si investe su queste realtà. Certo. Prego Acampora. Grazie direttore Maschio per le parole, insomma, che condivido appieno. Grazie a Tullio Giacomini per quello che fa. Il volontariato è diciamo il motore portante, dobbiamo investire su di loro e la politica deve avere la capacità anche di non solo capire che devi investire su di loro, perché è un volano utile anche per poter fare tante cose, per andare avanti, ma anche dargli visibilità e anche dargli comunque contributi, dargli aiuti, perché giustamente voi fate il vostro, però dopo la politica deve a pari passo. Quindi nel mio piccolo diciamo pseudo assessorato che da poche settimane ho preso in mano, quello che posso dire è che sarà davvero mio impegno poter aiutare la vostra associazione e qualsiasi altra associazione che voglia emergere, che voglia farsi conoscere. Discorso dei ragazzi, è vero, ci sono ragazzi che pensano magari alla scuoletta di calcio, però io punto tanto sui giovani, cioè bisogna dargli fiducia e instillare in loro questi concetti di democrazia, di pace, di condivisione che diceva lei, e di amicizia, perché però bisogna andarli a prendere anche e fargli capire nella testa che c'è altro. E allora lì forse avremo un futuro. Allora, direttore Maschio, intanto grazie. Come vuole salutare? Io non sono dell'idea, come Tullio, che i giovani non amano la musica. Basta vedere quando ci sono i concerti quanti giovani ci sono. Dobbiamo capire chi sono e cosa vogliono, ma bisogna insegnare da piccoli. È una questione culturale, certo. Amare la musica, la devi insegnare da piccolo, portarli nei teatri, portarli in questi templi che abbiamo in Italia, bellissimi, che tutti ci invidio. No, e qua a Campora è sempre chiuso a chiave e se me lo dai mi fai un favore. No, sono io che faccio un favore a te tenerlo aperto e portando gente. Cosa dice il direttore Maschio? Ma certo, allora la nostra orchestra fa parte anche del sistema nazionale delle orchestre, che è un grandissimo sistema che si rifà quello venezuelano, rifondato in Italia da Claudio Abbado e dove noi siamo dentro assieme a tutte le realtà nazionali. E noi ci stiamo anche battendo per la scolarizzazione, cioè per la musica all'interno delle scuole. Adesso qua si aprirebbe una parentesi troppo grande, però in due parole, nelle scuole italiane l'unica musica che si fa dal punto di vista istituzionale, con gli insegnanti predisposti per questo, è alle scuole medie. Tutto il resto non esiste, nel senso è frutto o di una pianificazione interna della scuola o di esperti esterni che vengono pagati così dalle scuole, però non esiste un insegnamento della musica nella scuola fin dal principio, dalle scuole materne. Ora in tutti gli altri paesi del mondo esiste, nella patria della musica che è l'Italia non esiste. Facciamo qualcosa, e chiudo qua perché sennò è troppo grande questo discorso, è veramente grande. Lo Stato sta pagando gli insegnanti di educazione fisica al Ministero nelle scuole elementari, nelle scuole primarie, ma non paga però un esperto di musica. Allora pensiamo forse che la musica non è come la geografia, non è come la storia, non è una disciplina? Domanda che... Poi per quanto riguarda i ragazzi sono pochi perché c'è anche meno natalità, cioè io lo dicevo per questo tutto sommato. Poi i ragazzi sono splendidi quando uno li prende e li porta sul terreno, faticosamente su un terreno educativo ben costruito, rispondono benissimo, l'umanità è fatta così. Certo che bisogna fare un po' di fatica. Un'altra cosa che secondo me può fare un amministratore, e poi mi taccio, è dire: ascoltate, 1, 2, 3 che siete la realtà che ci piace, secondo me, o vi mettete insieme o non vi finanziamo, fate un progetto, presentatemelo. Voglio dire, sono un po' cruda nel dire questa cosa, però un amministratore può anche fare questo.
se studia il territorio, vede quali sono, studia le realtà, vede cosa gli portano e poi propone la cordata, dice vabbè, se venite qua, io non ho skate, se venite in 3 fate un progetto comune e lo mettiamo in essere qua. Per forza si mettono insieme, quindi bisogna che ognuno faccia il suo, no? Uno fa il coordinatore, non dare le cose così a caso, ma studiare il territorio, vedere dov'è la storia, dov'è la saldezza di quell'associazione, l'organizzazione interna, cioè vedere come è messa l'associazione, come lavora, che storico ha, ecco. Adesso ho detto tante cose. No, ha fatto bene, direttore, la ringrazio. La chiamerò in settimana per vedere di averla ospite, perché dobbiamo andare avanti su questi temi, perché il nodo cruciale è quello che dice Tullio Giacomini, io lo dico tutte le mattine, bisogna fare sinergia, non c'è niente da fare, bisogna unirci, ecco, non guardare i campanili, non guardare la politica, ma guardare la cultura, il territorio, il bene del paese. Questo è. Grazie veramente, direttore Maschio, di essere stata con noi, grazie per aver salutato il nostro grande Tullio Giacomini. Allora Tullio, cosa vuoi dire? Cosa vuoi aggiungere a quello che ha detto? No, va benissimo tutto, anche per esempio sulla scuola, c'è nelle scuole medie che c'è la sezione musica, no? Però alla fine di questi 3 anni che hanno fatto i corsi musicali nelle scuole, non è che l'insegnante dica loro guarda, ci sono delle realtà dove puoi entrare e probabilmente trovare una strada assieme ad altri, entrare in un'orchestra, imparare anche a suonare in un'orchestra, perché quello che parliamo noi sono tutti ragazzini che vanno a scuola di musica, però sono singoli, cioè fanno la lezione privata o in 2 o 3, ma la prova orchestrale è un'altra cosa. Quando arrivano in un'orchestra è come passare dall'età della pubertà all'età dell'adolescenza, capisci? Cioè, un salto, ecco, senza contare che per conto mio, se non hai nel DNA la musica, è inutile che tu vada a fare musica, però questo si può capire a scuola, come diceva. Infatti io quando cantavo a scuola l'insegnante mi diceva sta ferma Mirella perché ti fa stonare tutti quanti. No, lo dico perché è vero. Aveva sta voce che non andava con la musica. Allora abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, poi sentiamo a Campora e anche Dan. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno ai suoi ospiti. E un grazie particolare ai suoi ragazzi della redazione che sono sempre gentilissimi quando noi telefoniamo. Ecco, mi rivolgo al consigliere provinciale dei Fratelli d'Italia. Ecco, guardi, lei è giovane e vedo che è anche molto dinamico e spero che faccia carriera politica. Però stia attento che la politica è una cosa seria. Si immagini, lei è in provincia, hanno distrutto le province per valorizzare le regioni ancora di più e ha visto che fine che abbiamo fatto. Se lei è consigliere provinciale sicuramente saprà questo problema e qui da noi nel Basso Trevigiano abbiamo a metà strade provinciali che una volta si facevano le righe e si vedevano bene e adesso bene o male e ripetono sempre la storia, ci sono buche, e non ci sono soldi. Ma i soldi ci sono, basta vedere come li hanno spesi. Guardi, lei lì che è lì al governo, non si sa, è un partito che ha fatto la pancia piena di voti, non si sapeva mai quando hanno iniziato con la politica del Baffa, poi più parole ancora, poi non si sapeva quando faceva il comico, quando facevano il politico, hanno inventato il 110, abbiamo 40 milioni di euro, mi dicono ogni tanto, spengo fino alla televisione perché mi viene male in testa sapere per quanti anni dobbiamo pagare. Qui se viene qui da noi ci sono gente che si sono ristrutturato le case con i soldi, capito? E c'è gente che praticamente ha acquistato la casa, deve pagare il mutuo suo e anche quelli degli altri che ci sono messi a posto le case questa è la politica. Grazie Gianfranco, devo chiudere perché ho tanti ospiti anche questa mattina, un po' non fa male a nessuno, sei stato molto chiaro, poi ti risponderà Davide a Campora, però devo salutare anche Andrea Dan
perché ci deve lasciare, però avevo piacere che facesse sentire la sua voce, questa voce importante di papà che dopo aver perso questa figlia, ecco, si è rimboccato le maniche perché questo non succeda più, evitarlo, e lo sta ancora facendo. Io dico sempre che dovrebbero dare un premio ad Andrea Adan solo per l'impegno, perché qualcuno lo critica, ma lui ha fatto le ciambelle però a Campora, qualcuno è uscito anche senza buco, però ha fatto le ciambelle, ecco, beh, tutti parlano però non hanno fatto mai nessuna ciambella. Però mi ricollego al discorso dei giovani, Andrea Adan, e questi giovani già ne abbiamo poco, cerchiamo di metterli in sicurezza proprio cercando di proporre questo airbag obbligatorio ai motociclisti. Ecco, spiega anche al direttore, al consigliere a Campora, dove porterai queste firme che raccoglieremo sia cartaceo che online. Prego Dan, poi ci salutiamo. Ecco, sono qui. Allora, io partirei a un tragico dato dei nostri giovani. L'anno scorso, nel 2023, in tutta Europa... Questo è l'airbag che proponiamo. Stiamo facendo vedere l'airbag, vai. Lo vedo. È l'airbag che vorremmo quanto prima fosse, tanto per dire, votato in Commissione europea. Come dicevo, in Europa l'anno scorso ci sono mancati 3.361 motociclisti. Significa una media di 10 giovani, 10 ragazzi al giorno che muoiono con la moto. Questo sapendo anche che la moto non si usa tutto l'anno, ma solamente quei 6-7 mesi, significa una media di 20 morti al giorno. Ogni ora un motociclista, un ragazzo muore. Su questo bisogna anche aggiungere chi rimane, tanto per dire, tetraplegico, chi rimane paralizzato. Solamente ieri, ogni morto abbiamo 6 feriti in codice rosso. Solo ieri a Salerno, 20 anni in moto, molto grave, gli è stati amputati anche tutte le dita di una mano. Quello che io volevo, visto anche la presenza del consigliere provinciale, a Visarello anche il presidente della provincia ha firmato la nostra mozione, io avrei il piacere di fare un appello a tutti i politici, un appello a tutti gli amministratori comunali, a tutti i sindaci, a tutti gli assessori di prendere a cuore dei giovani. 50 anni fa è partito l'airbag obbligatorio sulle macchine e abbiamo avuto una riduzione, tanto per dire, degli in auto. Oggi come oggi, quanto prima. Grazie Andrea, sei stato molto chiaro, è quello che sto cercando di far capire l'importanza di quello che stiamo facendo squadra con tante associazioni che ci supportano, perciò ringrazio i familiari vittime della strada, la Presidente Giuseppina Cassaniti che dalla Sicilia ci teniamo in contatto per portare avanti questa importante raccolta firme con Ciaramella in Campania, anche lui di questa associazione, per cercare di unirci e guardare il bene comune della comunità. Grazie Andrea, ci sentiamo subito dopo perché ti devo dire una cosa, quando ho terminato la trasmissione ti chiamo, grazie e buon lavoro e grazie di esserci Andrea Adan. Allora, quello che veramente traspare è che la società si unisce quando c'è da fare un bene comune. Noi abbiamo visto anche questa raccolta di firme che abbiamo iniziato a fare e quello che mi ha colpito sono i genitori che si mettono in prima linea per cercare che questo non succeda più, di cercare di dare una mano a queste famiglie distrutte dal dolore che non passa mai. E penso che anche voi dovete supportare queste iniziative, cercando di far capire che abbiamo dei parlamentari anche a livello europeo che devono prendere in mano questa situazione, perché salva le vite di tutti, non solo qua in Italia, ma in tutti in Europa, nel mondo. È una battaglia di civiltà. È un attrezzo che grazie alla tecnologia abbiamo la fortuna di avere. Io ho avuto un addetto ai lavori, ha detto Mirella, costano tanto, ma se ne vendiamo tanti costano anche molto meno, perciò è una questione di numeri e il prezzo cala. Prego a Campora, poi rispondiamo anche a Valeri. Accolgo l'appello sicuramente affinché questo sistema di airbag possa essere inserito obbligatoriamente, addirittura come c'è nelle automobili. Naturalmente è un processo un po' macchinoso, lungo, però
se parte dall'Europa poi a cascata sicuramente anche le nazioni lo recepiranno. Purtroppo il tema dei morti sulla strada è un tema che ci tocca da vicino. Noi abbiamo tantissime strade qui dove purtroppo i numeri che registriamo ogni weekend soprattutto sono terrificanti. In provincia abbiamo anche un referente che si sta occupando di questo, ci sono tanti progetti in essere, però non è facile, ecco. Quindi l'impegno sicuramente delle istituzioni è quello di poter trovare sistemi che perlomeno possono aiutare gli automobilisti piuttosto che i rider nel momento in cui succede un incidente di essere protetti. Questa è una cosa. Posso rispondere al signore? Sì. Ecco. No, il signore, Gianfranco Valeri. Gianfranco che parla delle province. Beh, sfondo una porta aperta perché ricordo che fu il centro-sinistra con la legge Del Rio 10 anni fa a depotenziare le province. Alla fine non si sono risparmiati soldi perché i dipendenti sono stati messi da qualche altra parte, però si sono svuotate le competenze. Giustamente dice ci sono strade, ci sono scuole, infrastrutture. Io spero e mi auguro che nel giro di pochi anni, ma si parla già di una legge depositata in Parlamento, si possa ripristinare le province, perché è un ente fondamentale, è l'ente che sta tra la regione e i singoli comuni e aveva una valenza fondamentale una volta e deve essere ripristinata perché la scuola, l'ambiente, soprattutto anche le strade erano gestite bene quando c'erano le province, perché è un po' il principio di sussidiarietà, chi vive più vicino alle necessità poi si rende conto meglio. Dare alla regione troppe cose e depotenziando chi è più vicino ai cittadini, più vicino ai comuni, ai sindaci, ai consiglieri comunali che tirano la giacchetta, insomma è una cosa positiva. Un attimo solo perché c'è il centralino, Roberto da Salzano, se no cadono le telefonate. Vai Roberto. Buongiorno, saluto tutti. Vorrei chiedere una cosa al sindaco. Non abbiamo sindaci, al consigliere a Campora. Va bene, volevo parlare del comune. Sì. Allora, il comune ha diverse competenze, però mi rendo conto che con i pochi soldi che ha deve gestire il comune in maniera equa. Ma perché non si potrebbe risolvere il problema andando a prendere i soldi dove ci sono, anche nei comuni? A me, io faccio parte di un'associazione di volontariato e quest'anno ci ha già detto il comune che ci raddoppierà il costo dell'affitto. Perché non si può fare una legge, anche voi sindaci potete proporre una legge in cui il sindaco possa agire dove c'è l'evasione fiscale? Nel mio paese ci sono gente che vanno via in Ferrari e denunciano meno di un pensionato. Perché non dare al sindaco, al comune la possibilità di andare a prendere i soldi dove ci sono, non prenderli sempre dalle solite persone? Ha capito? Grazie Roberto, ho capito benissimo, e magari dare ai comuni la possibilità di dare il 5 per 1000 a chi veramente ha bisogno, perché è stato gestito malissimo, anche se era partito bene. Se lo avessero dato ai comuni, ai sindaci tramite i servizi sociali, forse questo caos non sarebbe nato, purtroppo dico io. Tullio Giacomini, prima di rispondere appunto con Davide a Campora, il nostro Roberto Salzano, so che Tullio vuole dire qualcosa. Sì, parlo al consigliere provinciale, visto che anch'io in qualche modo ho rapporti diretti con la provincia. Lei diceva della casa, la casa che abbiamo occupato a suo tempo e che era nelle condizioni che era, e a volte appunto la provincia mi diceva ma perché non l'acquisti, perché non te... Ecco, il mio principio è questo, e lo dico molto apertamente, molto chiaramente. Per conto mio, nel sociale, ci vuole un po' di amministrazione e un po' di volontariato. Io adotto questo sistema, tu provincia mi dai la casa e io la gestisco a favore della comunità. Disabilità. Questo è sempre stato il mio principio. Però adesso magari dico, ma un domani potrebbero levartela perché chissà quale motivo, quindi se puoi acquistarla, la acquisti. A parte che l'acquisto è una cosa impossibile per un'associazione che già deve
far fatica a far quadrare il bilancio annuale, no? La casa comunque sarebbe venduta al valore della casa. Se la provincia mi dicesse, beh, ti faccio un prezzo così alla buona, visto che avete fatto tutti calmierato. I lavori, sì, ma neanche calmierato, visto che avete fatto tutti i lavori, perché effettivamente se uno vede, e vengono in molti a vedere la mia comunità, perché effettivamente è efficiente, ha una copertura di personale eccezionale, perché io devo dire che le OS, e sono 22, non è una persona in servizio, abbiamo 22 persone in servizio. È strutturata proprio bene. Fermo Tullio, perché abbiamo Giulia da Venezia che sono sicura che ti farà piacere, se no cade la linea, poi continuiamo. Sì. Vai Giulia. Mirella, ciao, buongiorno a tutti e ai tuoi cari ospiti che hai là, e specialmente il presidente signor Tullio, perché Mirella è una grande personalità con quell'orchestra bellissima che ha creato, e lui ha messo tutto se stesso con la passione, il cuore, l'amore, tutto. E allora Mirella, io, visto che siamo anche quasi vicini alle feste, gli vorrei fare un grande abbraccio e fargli tanti auguri e augurargli un mondo di beni, che se lo merita. Grazie signor Tullio, presidente Tullio, grazie. Grazie a lei signora, grazie a lei signora. L'ho fatto molto volentieri perché l'ho fatto per dei ragazzi. Mirella, grazie Mirella per tutto quello che fai, Mirella. Dai. Grazie cara Giulia, un abbraccio ricambiato da tutti noi, vedi quanti complimenti, quanti auguri, la gente a casa capisce che è una brava persona, chi fa del bene lo apprezza, ecco, non siamo degli stupidi a casa, io lo dico sempre, sono persone che ragionano col buon senso, che apprezzano e che sanno dire grazie a quelli che danno qualcosa. Prego Tullio, poi sentiamo a Campora. Prima ringrazia Giulia. Sì, l'ho ringraziata, ho detto grazie. Ma non ha sentito. Ho avuto anche io le mie belle soddisfazioni, perché vedendo questi ragazzi come si comportano, dici, è vero, è una gioventù che può salvare un domani il mondo, perché questi sono i giovani che ti danno speranza. Ecco, grazie ancora signora, e chissà che posso andare avanti. Fermo, non andiamo avanti perché c'è un'altra telefonata. Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Siccome ho visto il signor a Campora, e vorrei chiedere, so che è stato anche consigliere in comune, o è ancora? Ecco. Vorrei dire, il nostro problema sono al confine di Treviso-Silea. Praticamente in questi giorni ho parlato con delle persone che abitano di fronte di me, le immondizie. Allora, a me è arrivata una bolletta, siamo in due, io e mio marito, 110 euro di immondizie. Quelli di fronte, in due, marito e moglie, 93 euro. E il furgone, perché io sono ai confini, passa sotto Silea, si trasferisce sulla sinistra e viene a prendere le mie immondizie. Non fa una strada da Treviso per venirmene a prendere. Allora dovrebbero anche il comune, dipende da comune a comune, perché le tariffe variano. Ma allora, diciamo, le immondizie sono tutte uguali? Devono essere un prezzo unico?
No, da comune a comune che si cambia come si vuole. Ferma Nadia, perché voglio che tu racconti anche la storia dell'illuminazione, visto che hai il consigliere e visto che ormai è venuta tutta la giunta a casa tua ma senza risolvere il problema. Vai. 44 anni che aspetto 3 punti luce. Sono venuti Conte a bere il caffè qua da me, hanno promesso. Conte è dal 2018, mi aveva promesso a maggio, ma non so di quale anno. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia, questi sono i problemi dei cittadini, è giusto parlarne per risolverli, perché le critiche devono essere anche costruttive. Prego a Campora. Insomma, parto dalla signora, dopo vado a ritroso. Sì. Non conosco il problema della signora e prego la tua redazione se può passare il mio numero, vado a dare un'occhiata. Sono problemi quotidiani che affronto da anni e quindi assolutamente... Nadia, prepara un altro caffè? Ecco, lungo. Lungo Nadia. Che vado a sentire, non conosco, come ripeto, per quanto riguarda Contarina le tariffe sono naturalmente calmierate anche da comune a comune e ci possono essere delle differenze di qualche euro. Quindi insomma, però è Contarina che gestisce questa cosa qui, parleremo anche di quello. Che dire altro? Beh, sul discorso dell'orchestra dei giovani musicisti, è bene collaborare anche con le scuole, cioè farvi conoscere anche all'interno delle scuole. Ecco. Questa è una cosa fondamentale perché i ragazzi intraprendono un percorso sulla musica anche in base alle proprie aspirazioni, alle proprie capacità. E quindi a quel punto decidono o vado a giocare a calcetto o vado qui. Ma è il bambino dell'asilo, invece di dare lo smartphone come fanno, se diamo un bel flauto come una volta e inizia magari un po' a capire la musica con questa tecnologia. Abbiamo Monica da Paese, vai Monica. Ciao a tutti, complimenti ancora per l'orchestra, per il direttore dell'orchestra, tanti complimenti ancora. Grazie per quello che fa per questi ragazzi, me vengano queste iniziative per i ragazzi e introdurli nella musica. Mi fa molto piacere sentire questa cosa qui, ci sono dei bravi ragazzi, io lavoro su un ufficio appunto con dei ragazzi che sono i ragazzi eccezionali, ci sono dei bravi ragazzi, i ragazzi non è vero che sono tutti... mezzi delinquenti che non ascoltano i genitori, che fanno quello che fanno, ci sono dei bravi ragazzi. Poi volevo un attimino, un secondo, 10 minuti per raccontare un fatto appunto sulla incidenti sul lavoro. Allora, io adesso non posso fare il nome dell'azienda di mio marito, però vorrei raccontare questo fatto un attimo per far riflettere un attimo questa cosa qua. È successo che a un collega di mio marito stava andando su col moletto, gli è caduta una cosa in testa e la titolare gli ha detto di non andare al pronto soccorso. Ecco, questo io volevo segnalare questa cosa qua perché non ci sono controlli nelle aziende. Se ne fregano, perché non è la prima volta che succede nell'azienda di mio marito, se ne fregano e secondo me pagano le bustarelle pur che stiano zitti. Ecco, questo volevo segnalare. Grazie, abbiamo sentito anche Monica. Quello che dico io anche al consigliere a Campora è che noto molti cantieri, non tutti ma molti, che ci sono questi ragazzi sopra queste impalcature completamente senza nessuna protezione. Ecco, io non so se passano i vigili, le forze dell'ordine, però come li vedo io, li vedono anche gli altri, io direi che sarebbe anche tempo di fare qualche controllo in più perché non è possibile, non so se li vedete anche voi Tullio, però sono sopra queste impalcature senza caschetto che è obbligatorio, senza niente. Prego Tullio. C'è appunto un'azienda preposta al controllo, dovrebbe essere usata di più ma naturalmente dicono non c'è il personale, non possiamo essere dappertutto. Hai un'occasione su 100 che vengano, quindi rischi 99 volte, no? Sì, però non può continuare così. Se il caschetto è obbligatorio, il caschetto deve essere messo. Torniamo al discorso culturale. Torniamo al discorso, allora vorrei fare proprio un discorso culturale anche su questa questione dei ragazzi che fanno musica.
delle scuole che una volta finita la terza media ti lasciano andare i ragazzi, non li indirizzano, non danno loro una possibilità di scelta, appunto perché gli insegnanti conoscono queste realtà, questa mia, quella di altre realtà, perché ce ne sono ancora, magari più piccole, magari meno efficienti, ma ce ne sono. Io ho cercato di contattare, ho detto appunto alla maestra, la direttrice Maschio, alla direttrice, che ci vorrebbe sinergia, perché a un certo punto, se noi facciamo sinergia, avremo delle belle orchestre giovanili che danno più visibilità, raccolgono più persone, fanno concerti veramente che impressionano la gente, perché la gente è impressionata anche dal numero e dalla qualità della musica, ecco. Noi facciamo circa 10-12 concerti l'anno, solo nel periodo scolastico, perché essendo quasi tutti studenti, logicamente sono liberi nel periodo liberi. Sono in casa e quindi a disposizione solo nel periodo scolastico. Facciamo le prove ogni 15-20 giorni. Aspetta che facciamo un'altra prova perché c'è Gianfranco da Padova. Vai Gianfranco! Ciao Mirella, Gianfranco, e saluto anche i tuoi cari ospiti. Ho sentito per adesso parlare di infortuni sul lavoro e via dicendo. Io mi chiedo, ma perché sempre attenzione, attenzione, attenzione? Va bene che quanta droga è che va via, quanto vino è che si beve? Sono tutti quanti normali quelli che vanno a lavorare, perché va bene dare la colpa se non ci sono gli impianti a norma e via dicendo, ma chi non mi dice che la gente che fino alle 3 della notte sono fuori con la droga e dopo vanno a lavorare? È un pericolo. Nella mia azienda ci sono stati 2 dipendenti, va bene, uno è morto che si drogava, io ho cercato di aiutarli, però nessuno dei miei dipendenti, che ne aveva una 80, voleva lavorare assieme a quei 2 signori lì, perché erano un pericolo pubblico. E allora assunzione obbligatoria, perché ogni 30 persone dovevi assumere un disabile, poverino, che io li aiuterei tutti quanti, anzi gli darei anche dei soldi che stessero a casa e che potessero andare a aiutare le persone in giro da una parte, i vecchiotti. Non si può mandare uno in un'azienda quando non è adatto, il suo fisico poverino non glielo permette. Se no, Mirella, non andiamo da nessuna parte. Lei vede che anche il sindacato va lì a fare scioperi, non si può prendere uno che guida i mezzi pubblici, e ne abbiamo trovato qui uno, perlomeno è quello che è venuto fuori a farla, che era drogato, va bene, e guida i pullman. Abbiamo visto dei pullman, dei pulmicini che sono caduti giù perché c'erano le persone ubriache. Grazie caro Gianfranco, devo correre perché sono anche in chiusura, ma sei stato molto chiaro, ti do anche ragione, perché noi abbiamo all'interno delle associazioni, abbracciano le associazioni, sono questa struttura che abbiamo creato, proprio una familiare di una persona che guidava, ecco, drogato, aveva un'attività. Lei dice: ma com'è possibile questa storia? Ma com'è che se questo è stata uccisa una persona oltretutto e lui continua a guidare senza nessun problema? Capisce che hai fatto bene Gianfranco a fare questa telefonata. Allora facciamo terminare Tullio Giacomini e poi sentiamo cosa dice Davide Acampora. Prego Tullio. Allora, dicevo che queste realtà come l'Orchestra dei Giovani Musicisti Veneti Città di Treviso hanno anche bisogno di soldi, perché di sponsor non ne hanno. Gli sponsor tradizionali non si avvicinano certamente a questo tipo di cultura. Ecco, noi cercheremo magari qualche piccolo sponsor che assieme, perché quando vai a proporre un concerto a qualcuno, questo ti dice: sì, va bene, mi va bene, facciamo, e ci si mette d'accordo su tutto. Quando si parla di soldi, questi si tirano indietro. Ma dico, ma i ragazzi non sono mica pagati? No, è vero, non sono pagati, però dietro
dei ragazzi, c'è tutto un apparato che li sostiene. Noi abbiamo 10 insegnanti che si interessano di ognuna delle sezioni e in un'orchestra ci sono una decina di sezioni. Questi insegnanti sono dei professionisti e io ho l'abitudine, ho il principio, ho il piacere di pagare un professionista, perché il professionista studia una vita per diventare professionista e vive con la sua professione e quindi bisogna pagarlo. Capisci? A Campora? Beh, certo, bisogna, ovvio. Io intanto mi ritorno al discorso dell'edificio in cui state, quindi io credo che la provincia debba ringraziarvi per il presidio che date a quella struttura, sì, e tenerla viva. Quindi non entro... Anche la patacca è... Sì, beh, non entro delle dinamiche, anche perché io ho assunto questo referato da poche settimane, quindi voglio informarmi bene sulla convenzione che c'è e tutto quanto. Da parte mia sicuramente... se posso mettere anche una parola col Presidente, avrete, diciamo, la strada spianata per restare anche 100 anni, ecco, per quello che posso dire io. Per quanto riguarda i finanziamenti, purtroppo parlo del referato cultura provincia. Si parlava prima, no, del discorso che il signore da casa, non ci sono soldi, ci hanno svuotato, cioè noi non abbiamo soldi per fare questa attività, quindi sicuramente a livello di Comune di Treviso potrete attingere a qualcosa in base all'assessorato alla cultura e tutto quanto. Dovrebbe accostare gli assessori prima. Ecco, per quel che mi riguarda, insomma, io posso supportarvi in 1000 modi, ma poi avremo modo di parlare, visto che insomma... Ma quello che rammarica a Campora è che poi a casa capiscono veramente, perché in politica bisogna prendere anche i numeri e i voti, e giustamente Tullio faceva anche una puntualizzazione, non so se qualcuno l'ha sentita, però la gente sarebbe anche stanca di votare anche a livello comunale una persona che non è stata candidata, parlo in tante realtà che abbiamo nel territorio, perché la segreteria dall'alto cala questa persona senza magari invece dare veramente spazio a chi si è impegnato nel territorio, ha preso voti, ha preso le ma bisogna anche parlarne di queste cose qua, perché è inutile allora che il sindaco faccia la lista del sindaco e dopo ci troviamo degli assessori che nessuno ha votato e guai chi li tocca e guai chi dice qualcosa, perché ti tagliano fuori. Capisci che a casa fanno questi conti, perché una persona va a votare, sa chi è questa persona, dà fiducia, questa persona si impegna anche economicamente, perché bisogna anche investire quando fai a livello territoriale, e poi arriva dalla segreteria questa persona, non sai neanche chi è, e diventa assessore, e non può funzionare così a Campora. C'è anche qua le segreterie dei partiti devono mettere persone competenti votate dai cittadini, perché se il sindaco è bravo il cittadino lo riconferma, ma se il sindaco non è bravo e non semina bene, il sindaco va a casa e non c'è niente da fare. Allora cerchiamo di capire anche cosa sono gli assessorati, l'importanza di mettere delle persone che si candidano, perché nel momento che il sindaco fa la lista sa bene che questa lista poi diventeranno assessori, o sbaglio Tullio? Perciò cerchiamo anche di capire come funziona, perché siete voi che avete votato. No, calma, noi abbiamo votato, però le cose sono andate diversamente. Prego, a Campora. Mirella, tu mi hai spianato un'autostrada adesso, però io devo stare attento a quello che dico. Parli col secondo più votato della città di Treviso alle ultime elezioni e faccio il consigliere. Secondo più votato. E faccio il consigliere comunale. Io penso che comunque è la legge che permette questo, certo. Il sindaco si può scegliere la squadra che vuole, come il Presidente del Consiglio sceglie i ministri e non sempre sono dei deputati, quindi questo è qua chiudo. Ovvio che quello che dici tu è un tema che mi ha fatto soffrire nel mio piccolo e che penso non abbia riguardato soltanto me. Ma capisci succede spesso. Sì, ma scusa Davide, perché anche il rispetto verso il cittadino questo. Ecco, se io ho dato il voto, ho preso le preferenze, deve andare su quella persona. Chi più prende preferenze più ha diritto a un assessorato. Questo io sono dell'idea. Poi vediamo questa persona dove è competente, perché dobbiamo capire anche dov'è, se si è candidata dove è competente, perché fare la squadra e la lista del sindaco vuol dire che ognuno deve avere una competenza. E poi Tullio, come funziona? Tu sei stato in politica, com'è questa storia? Poi si lamentano che la gente non va a votare. La politica
è cambiata, dai. Io sono 50 anni che seguo la politica dalla finestra, diciamo. Ho fatto anche il politico, però ai tempi, e mi sento ancora orfano del mio partito, orfano del Partito Socialista. Io sono stato un socialista nel cuore. Viene domani che c'è Sacconi in provincia, allora. No, dopo le vai avanti. Sacconi si è convertito, non è più socialista. Sì, la lista del sindaco. Il sindaco si fa i suoi assessori. Non diciamo male. Se il sindaco si facesse i suoi assessori avremmo una squadra compatta, logica, che lavora tutta assieme. Ma gli assessori vengono calati dall'alto, difesi dall'alto, se è il caso, non vengono contestati perché altrimenti si contesta il partito alleato. Cade la giunta, cade il sindaco. Le giunte non cadono, cadono, sono cadute 2 o 3 anche in queste settimane. A Campora, ecco, la serietà e la competenza della l'etica soprattutto, il rispetto, è questo che dobbiamo parlare, prego. Mirella, si apre un capitolo qui, naturalmente fare il politico non significa solo sedersi e stare lì a schiacciare un bottone. È un po' quello che mi sono preposto io in 12 anni che siedo in consiglio comunale, nonostante io abbia il mio lavoro, perché io non vivo di politica, io lavoro per un'azienda. Lo chiariamo quindi, che è anche una bella cosa sentirla. Quindi tante volte sento dire questi politici che non lavorano, insomma io ho lavorato da quando avevo 17 anni, mi sono pagato gli studi universitari, mi sono laureato, adesso ho sempre lavorato, faccio politica per passione, quasi gratuitamente, perché l'incarico in provincia è gratuito e in comune pochi euro. Ad ogni modo, però serve comunque passione, etica, responsabilità, quindi per quel che mi riguarda, insomma, è la strada che voglio fare. Devo chiudere, ragazzi, però io so che c'è anche un libro che tu presenterai. Sì, è il primo atto, insomma, una prima iniziativa che poi da consigliere provinciale con delega alla cultura. Domani alle 14 presso la sala stampa della provincia di Treviso a Sant'Artemio, edificio 1, presenteremo un libro che parla un po' delle varie sfaccettature della resistenza italiana, no? Quindi cosa è successo dall'8 settembre in poi a Treviso, in provincia, perché non tutto è oro quel che luccica, quindi è anche bello. E queste copie saranno donate, 100 copie, perché l'autore donerà queste 100 copie alla rete provinciale delle biblioteche di cui io ho assunto referato, quindi è proprio una donazione che viene fatta per far conoscere un lato, tra virgolette, oscuro anche di una parte di storia, ed è giusto che tutti possano usufruirne. Domani alle 14. La resistenza negata di Sergio Tazzer, domani, se chi vuole venire, alle 14 in provincia siamo lì. E sentiamo invece cosa succederà il 15 dicembre alle ore 17 con l'Orchestra Giovani Musicisti Veneti. Prego Tullio, perché dobbiamo chiudere. Il 15 dicembre cosa succederà? Sì, allora dove li invitiamo? Io un attimo dare un po' i riferimenti. Ecco. La nostra si chiama Associazione Ecce Gratum Giovani Musicisti Veneti. Abbiamo una segreteria il cui numero di telefono posso darlo. E se poi magari lo dai. Sì. Ecco, il nostro numero di telefono è 347 67 96 636. Gli indirizzi sono info@eccegratum.it. Ecce Gratum, Ecce con 2 C, è un pezzo dei Carmini Burana, quindi veloce perché devo chiudere. Oppure www.eccegratum.it. Chiunque fosse interessato, o perché ha qualcuno che vorrebbe entrare nell'orchestra o per aiutarci in qualche modo a finanziare qualche concerto, noi siamo in attesa e speriamo.
E io vi ricordo appunto questo concerto di Natale il 15 dicembre alle ore 17 presso la chiesa di San Bartolomeo Apostolo, strada San Bartolomeo, 44 via Treviso. Andiamo a ascoltare questi giovani meravigliosi musicisti grazie a questa persona che veramente se non ci fosse dovremmo inventarla. Grazie Tullio, grazie a Davide Acampora, grazie a voi. Complimenti anche per questa voglia di fare, speriamo che la politica cambi e soprattutto che abbiamo bisogno, capisca, di competenze, di persone competenti, perché le abbiamo anche giovani. Grazie, grazie, grazie. Pubblicità. Grazie a tutti. Presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Gabriella Mauro, Presidente Associazione San Vincenzo De Paoli di San Donà di Piave. Grazie veramente Gabriella di essere con noi. Saluto, adesso ci trasferiamo a Bruxelles dove c'è il dottor Gianangelo Bellati, economista. Buongiorno dottor Bellati, grazie di essere qui. Anche a lei mi fa veramente piacere. Perché non riusciamo più a capire niente, dottor Bellati, perché va tutto bene, non c'è nessun problema, c'è crescita, c'è PIL, non c'è più disoccupazione. Io ho un emporio solidale assieme a Gabriella Mauro, lei è a San Donà, io sono a Treviso e le cose non è che vadano così bene. Noi abbiamo, dottor Bellati, e do la parola subito a lei perché penso che anche a Gabriella interessi capire cosa sta succedendo, perché noi abbiamo le famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno arrivare a fine mese, dottor Bellati. Non riesco a collocare le persone dai 35 ai 50 anni, sono tutti magazzinieri, non li vuole più nessuno e sono veramente preoccupata anche per questi giovani che non riescono a capire. Qui ho dei dati incredibili sull'uscita che abbiamo avuto di queste realtà giovani, perché non riescono a trovare un punto di incontro in Italia. Com'è la situazione? Va proprio così tutto bene, dottor Bellati? Assolutamente no, non va tutto bene. Il punto di svolta non è stato tanto Covid quanto la guerra in Ucraina, perché questo ha voluto dire un aumento dei costi delle materie prime, in particolare quelle dell'energia, che sta provocando degli effetti devastanti, non però in maniera molto veloce, ma in maniera lenta ma inesorabile. Basta vedere il caso della Germania. E voi sapete che come Veneto, ma come Nord-Est, anche come Emilia-Romagna e Lombardia, noi dipendiamo fortissimamente economicamente dalla Germania. Cioè se la Germania va bene e l'Italia va male, diciamo noi salviamo noi stessi e anche l'Italia. Se però la Germania va male, noi non solo non salviamo noi stessi, ma non salviamo neanche l'Italia, perché conosciamo bene qual è l'esborso fiscale, il trasferimento fiscale che dalle regioni più ricche va verso le regioni più povere, quindi va verso il paese Italia. Quindi quando va male il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna va male l'Italia. Loro vanno male, noi andiamo male quando va male la Germania. Io ho dei dati iper preoccupanti, per esempio sulla riduzione del manifatturiero in Europa. In Europa fino a 20 anni fa noi avevamo il manifatturiero e l'industria, quindi quello che porta veramente ricchezza, distribuita abbastanza in maniera omogenea, certo con una maggiore presenza nella pianura padana e nella Renania, quindi lungo la Germania da sud a nord, da nord a sud, una comunque forte presenza di manifatturiero. Ecco, adesso a distanza di 20 anni il manifatturiero praticamente è scomparso in Europa, abbiamo degli indici iper preoccupanti e rimane in vita il manifatturiero soprattutto nella zona del nord-est d'Italia, un po' la pianura padana ma soprattutto il nord-est d'Italia, e ancora la Renania, la zona quella, quindi una T rovesciata, e poi un po' nei paesi dell'est Europa recentemente entrati all'interno dell'Unione Europea. E se pensiamo che per fare anche un bicchiere, questo computer col quale occorre energia, e l'energia costa sempre di più, abbiamo sempre meno risorse e materie prime, ecco, possiamo dire che la situazione non è come viene dipinta, è una situazione preoccupante. Chiudo, se abbiamo piena occupazione teniamo conto che c'è un altro problema drammatico, è quello della demografia, cioè non ci sono più figli, quindi è ovvio che c'è piena occupazione, perché non essendoci più giovani vai a cercare ovunque per poter portare avanti le imprese che erano abituate ad avere una massa di giovani molto più ampia, che adesso si è ridotta perché non facciamo bambini nella cosiddetta vecchia Europa,
e quindi questo è un fatto drammatico che molte volte non si tiene abbastanza in conto. Grazie dottor Bellati per quello che ha detto, per spiegare veramente da questi osservatori importanti dove ci sono queste persone che analizzano, perché sono competenti i numeri. Io dico sempre, dottor Bellati, che da quando ho avuto quel fisico, un illustre fisico in trasmissione che mi ha detto: lei Mirella si faccia dare sempre i numeri, ecco, lei si faccia dare i numeri e vedrà che coi numeri, ecco, si farà chiarezza. I numeri non si possono confondere. Gabriella Mauro, Presidente, com'è la situazione invece nel campo sociale, queste famiglie che io dico, se non ci fosse questo mondo del volontariato, chissà che fine farebbero, queste fragilità, perché se economicamente non sei protetto diventa fragile tutta la famiglia, però diventano fragili specialmente quelli che hanno patologie, i diversamente agili come li chiamo io, i diversamente giovani che veramente si avvicinano ai nostri empori per avere questa spesa, perché come ha dichiarato questa persona che abbiamo intervistato, o mangio o pago la bolletta, devo decidere cosa fare. Prego, Presidente. Allora, intanto grazie per il vostro invito. Comunque posso dire una cosa, che noi abbiamo l'Emporio Solidale Basso Piave, per cui parliamo di territori, come appena è stato detto, buoni, dove c'è sempre stata una certa disponibilità economica. Negli ultimi tempi, parlo da dopo la pandemia, e non credo che sia stata proprio la pandemia a diciamo, creare tutto questo, ma che ha forse risvegliato queste problematiche. Noi vediamo oggi una situazione molto molto problematica, perché si stanno avvicinando a noi sempre più famiglie, sempre con bisogni diversi. È vero che il discorso dell'alimento è importantissimo perché è una delle necessità primarie, ma i bisogni sono tanti altri e soprattutto non vedo una luce, una speranza, perché l'Emporio, nonostante sia finanziato dalla Regione Veneto, aiutata dal territorio, cose di questo genere, comincia a diventare, come posso dire, un punto di riferimento dove noi non siamo più in grado, se non facciamo rete, e se non veniamo aiutati sia dalle amministrazioni ma soprattutto dal territorio, non riusciamo più a soddisfare neanche più il bisogno alimentare, perché tutto costa troppo. Dottor Bellati, come commenta le parole di questa Presidente? Invece di essere supportati ci hanno messo una burocrazia che siamo con le spalle al muro, dobbiamo girare col commercialista, dobbiamo girare con queste figure perché non ce la facciamo. Eppure siamo stati quelli che specialmente nel periodo della pandemia abbiamo rischiato la pelle per aiutare le persone, arrivavamo nelle loro case, ecco, sfidavamo anche questo Covid pur di aiutare queste famiglie, però si dimenticano, fanno pagare tutto, invece di dare supporto, ecco, devi pagare l'affitto, devi metterti in regola, devi fare tutta questa burocrazia, espletarla non è facile. Noi avevamo un mondo del volontariato fatto di piccole realtà diversamente giovani, devi andare a scuola per diventare volontariato, non è che sotto ci sia un grande business invece, dottor Bellati, prego. Ma guardi, io intanto grato a chi come Gabriella fanno attività di volontariato, perché come diceva lei poco fa, se non ci fosse il volontariato non so che cosa succederebbe, quindi per fortuna c'è il volontariato. Secondo, per essere ottimisti, i veneti hanno una capacità di lavoro spaventosa e nonostante le situazioni difficili resistono, nonostante le tasse e la burocrazia resistono, però io che ormai ho una certa età purtroppo mi sento colpevole nei confronti per esempio dei giovani, perché non certo io, ma magari non ho protestato abbastanza, abbiamo creato una burocrazia, una complicazione. Si pensava che coi computer, con l'informatica si sarebbe ridotta la complicazione burocratica, invece no, assolutamente no, e fra l'altro è sempre più una complicazione arida perché salta il rapporto umano, tutto è in mano alle macchine e ai computer. Io dico, se c'è un'azienda piccolina, un bar, un ristorante che hanno bisogno di una liquidità urgente di 10-15 mila euro, rischia che devono andare dagli strozzini, perché io sfido chiunque ad andare in banca. Si salvano le nostre banche di credito cooperativo, le banche popolari, quelle vicino al territorio, ma sfido
queste persone che hanno bisogno di questa liquidità, trovare la liquidità in banca. Oggi non è neanche più facile riuscire a ipotecare casa per avere un mutuo liquidità, è una cosa incredibile. Le banche dicono che sono in mano degli algoritmi dei vari Basilea 1, Basilea 2, di queste politiche dove bisogna centrare tutto e fare monopoli, un po' quello che dice Draghi, no? Tutto in mano alle grandi imprese e non si fa attenzione alle piccole imprese, alle microimprese, alle piccole imprese, si va contro i principi europei di evitare i monopoli, gli abusi di posizioni dominanti e di favorire la concorrenza, pur di dire dobbiamo avere grossi colossi bancari, dobbiamo avere grossi gruppi industriali, e non si fa attenzione alla vera spina dorsale dell'economia, che sono le piccole e microimprese e la gente, le singole persone. Quindi io capisco, ma dico che questo deriva sia dalla incapacità del sistema pubblico italiano ed europeo ormai a creare semplicità, e questo è un fatto drammatico. La seconda cosa non è in realtà il Covid. Dopo il Covid c'è stata una grande reazione, una grande crescita. Il vero problema è la guerra in Ucraina, che speriamo non ci porti anche a dover mandare i nostri figli a combattere, una guerra lontana da noi, della quale l'Europa è stata trascinata, perché, ripeto, i costi che stanno aumentando di qualsiasi lavoro, uno deve ristrutturare casa, costa tutto di più, non c'è la materia prima, tutto costa perché questa guerra ci sta portando via le materie prime. Sì, però mi scusi, dottor Bellati, devo correre perché il tempo è tiranno. Ma cosa facciamo di queste famiglie in attesa che si veda, come dice Gabriella Mauro, la luce nel tunnel? Dove li mettiamo? Dove li collochiamo? Come possono resistere? Io ieri ho portato all'Emporio Solidario una ragazza che per ben 3 volte ha tentato di suicidarsi, una giovane donna, completamente sola. Lei ha l'amministratore di sostegno che non si riesce a capire le funzioni, è andata dai servizi sociali non so quante volte, però se ieri io non la portavo all'Emporio Solidale, lei era completamente senza cibo, senza niente, senza vestiti, senza coperte, senza niente, con una casa che bisogna fare i punti di domanda anche su queste assegnazioni di queste case a queste fragilità. Ma quanto può reggere il Paese pensando solo a una grande economia, alle multinazionali, dove è stato svenduto questo Paese? Eravamo veramente la 4ª potenza mondiale, dottor Bellati, guardate come ci ritroviamo, che le famiglie non ce la fanno più, ma guardi, però, con attenzione. 2 stipendi, cioè bisognerà pure intervenire, che qualcuno intervenga. Dove mettiamo tutte le persone dai 35 ai 55 anni che non riescono a collocarli, diamo la pensione a 70, anche se l'Europa dice che a 40 anni, a 50 anni sei da pensione, sei un pensionato. Sentiamo il dottor Bellati e poi Gabriella Mauro. Ma guardi, lei poco fa parlava di quel fisico che era stato da lei che dice prendiamo i numeri, bisogna avere i numeri e capire la realtà. Lei sa che io da sempre sono un sostenitore del federalismo e dell'autonomia, perché la parola che manca in tutto quello che noi stiamo dicendo, e soprattutto in questa incredibile sentenza contro l'autonomia differenziata, che è un'autonomia all'acqua di rose, sapete, rispetto a quella degli statuti speciali tipo Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, una roba incredibile. Manca la parola responsabilità, che non può essere solo dei singoli, dei volontari, ma deve essere del sistema pubblico. Ora io vi domando, dopo un referendum che ha chiesto il 98% dei veneti 7 anni fa di avere l'autonomia in un sistema che si dice democratico e quindi responsabile per l'attuazione della democrazia, e abbiamo lo Stato che fra i LEP e le sentenze a Corte Costituzionale fa di tutto per opporsi all'attuazione del principio democratico, del rispetto della volontà dei cittadini veneti che hanno votato in una certa maniera, voi pensate che questo sia un atteggiamento responsabile? A me pare irresponsabile. Fra l'altro anche va a toccare il tema della democrazia. Per questo noi facciamo con Veneti Net, di cui mi onoro di far parte, è un'associazione di professionisti che studiamo i numeri, facciamo proprio un convegno sul tema autonomia differenziata o democrazia in pericolo. Lo facciamo il giorno 11, mercoledì 11 alle ore 17 al Crown Plaza a Padova, proprio per approfondire tecnicamente questo tema, perché confermo che se ci fosse l'autonomia, come l'avevo detto 10-12 anni fa, ad un grosso convegno dove io partecipavo come
rappresentante di Union Camere del Veneto, col Popò di Centro Studi, rappresentante anche c'era CGA di Mestre, Popò di Centro Studi, la crescita dell'economia in Veneto arriverebbe al 10% almeno, e quindi sarebbe di beneficio per tutto il paese, sarebbe di beneficio per tutti i problemi che dite voi in questo momento. È stata spostata anche questa importante riunione che doveva esserci per parlare di autonomia, si spostano tutto in là e noi ci troviamo sempre col cerino in mano e cercare di aiutare. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Che so io, l'ENI è stata privatizzata, è stata data a 3 gruppi, Vanguard, BlackRock e Berlusconi. L'Enel, che è gestita anche da Terna, ci sono dei sottogruppi che è il GSE, GME, RSE, e sono tutti posti, sono tutte aggiunte che hanno portato i costi, praticamente tutti quelli nella politica che non sapevano dove metterli, li hanno messi di destra, li hanno messi tutti dentro in questi gruppi che gestiscono l'energia. Cioè, siccome prima c'era quello che guardava con le mani in tasca l'operaio in cima al traliccio, adesso quello non andava bene. Adesso hanno voluto privatizzare tutto e super privatizzare, no? E allora adesso ci sono i dividendi da pagare. Allora, però i dividendi non costano nulla secondo i cittadini a casa. Io voglio capire come mai, cosa sono questi gruppi, il GSE, il GME, l'RSE, Vanguard, BlackRock e famiglia Berlusconi. Buona giornata signori. Grazie al nostro Claudio da Marano Vicentino con le sue riflessioni. Allora Gabriella, cosa ti senti di aggiungere dopo quello che hai sentito dal dottor Bellati, che non sono rose e neanche il futuro non è molto roseo se andiamo avanti così? Prego. Io sono una friulana e di conseguenza regione autonoma. E da sempre, o meglio, sono nata nella, diciamo così, semplicità della burocrazia. Mi ritrovo in Veneto da più di 30 anni e oggi appunto, credo da una vita, nel mondo del volontariato. Abbiamo cominciato con l'aiuto quasi familiare, io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. Oggi, come hai detto tu, ci ritroviamo una burocrazia incredibile. Però l'obiettivo deve essere comunque unico. Crisi o non crisi, le famiglie hanno bisogno. Chi deve dare delle risposte, non lo so. Sono arrivata a dirmi anche questo, però noi ci siamo perché dobbiamo dare delle risposte quotidiane. Io spero che questi messaggi vengano recepiti e che chi ha la possibilità a livello economico, decisionale, politico, ci dia una mano a semplificare ed aiutare sempre di più la famiglia, perché stiamo invecchiando tutti quanti, la situazione non può migliorare proprio per questo non ricambio generazionale, ma soprattutto perché le famiglie, i giovani hanno bisogno di vedere speranza. Molto chiare, ti ringrazio Gabriella Mauro, questa Presidente che fa capire che bisogna guardare avanti, andare avanti nonostante tutto, nonostante tutti, però qualcuno dovrà anche spiegare cosa vuole fare del mondo del volontariato e dove vuole andare a parare. Anche perché, dottor Bellati, noi leggiamo tasse e mutui pesano i rincari ma le tasche restano in salute. Qui si mette via e si investe. Io invece leggevo anche questa mattina che le banche sono piene di case, sono una montagna di vendite all'asta perché non riescono più a pagare il mutuo della casa e perciò la lascio. Ma mi sembra corretto che io dopo aver pagato, non so, 20 anni o 15 anni di mutuo e l'ultimo non ce la faccio più perché ho perso il lavoro, ho perso tutto e mi portano via sì i soldi che la casa? Ma le sembra corretto? Intanto restituiscimi i soldi che ti ho dato e tienti la casa. Qui ti portano via tutto nel silenzio totale di tutti. Ma le sembra corretta una cosa del genere? Perché alla fine io ho pagato e non ho avuto niente. Ma com'è sta storia? Ce la vuole spiegare? Cioè, come si fa? Le banche sono strapiene di case, di appartamenti, non riescono neanche più a collocarle, però alla fine tutto tace. Prego, dottor Bellati. Ma allora, i vostri due interventi dimostrano cosa? Che c'è una mancanza di risorse, o peggio ancora,
le risorse pubbliche, cioè quelle che il pubblico riceve, il sistema pubblico dalle tasse che paghiamo, sono gestite male, ed è l'oggetto anche questo della mancata attuazione degli studi che dimostrano come la mancata autonomia, cioè la responsabilità sul territorio nella gestione delle entrate fiscali, che viene demandata invece allo Stato, che accentra sempre di più le competenze, provoca un cortocircuito, cioè le risorse enormi che scarichiamo, che mettiamo nelle casse pubbliche, non ritornano sul territorio. Guardi che noi, come Veneto, siamo la ultima regione o penultima, e siamo in lotta con la Lombardia per le risorse pubbliche messe a disposizione anche per le attività di volontariato. Quindi, nonostante paghiamo fra le tasse più alte, teniamo in piedi il paese, veniamo completamente privati di queste risorse, perché più del 30% non resta sul territorio. Stiamo parlando di una cifra che va dai 15 ai 20 miliardi di euro l'anno. Ora, visto che dobbiamo pensare ai numeri, immaginatevi voi se una parte di queste risorse, anche la metà, potesse restare sul territorio, quanto bene potremmo fare al sistema, come potremmo crescere meglio e alla fine come meglio potremmo aiutare l'Italia presa nel suo insieme. Ma siccome qua si vanno a toccare degli interessi consolidati di un paese che non vuole cambiare, che non riconosce neanche i risultati di un referendum, quindi la democrazia, e voi capite che tutto quanto noi stiamo dicendo adesso è molto difficile da attuare. Dobbiamo farcene una ragione, perché non abbiamo un sistema pubblico che è in grado di seguire ciò che il privato sta facendo. Quello che di buono le imprese fanno o il volontariato fa non è seguito in maniera altrettanto efficiente e responsabile da parte del sistema pubblico. È lì che è il problema, non nel privato. Gabriella Mauro, cosa vuoi aggiungere? Che siamo alle feste di Natale, che ogni famiglia dovrebbe essere serena, avere l'indispensabile, e il giorno di Natale ancora una volta il volontariato si attiva, perché nel nostro territorio ci saranno un gruppo, si chiamano Marmellotti, che in collaborazione con l'Emporio Solidale consegneranno a domicilio il pasto caldo a credo più di 200 famiglie. Questo non perché ci sia proprio questa necessità del cibo caldo, ma per dare un gesto di affetto alle persone che sono sole, per invogliare sempre di più i giovani ad avvicinarsi al mondo del volontariato e per far capire a tutti che abbiamo sempre una grande famiglia anche fra le persone che non conosciamo. Questo è il mio augurio di questo periodo, perché penso che la luce dobbiamo assolutamente vederla. Grazie. Allora, entro il 2050 lasceranno il lavoro in 600.000. Sono stati presentati questi dati dalla Confartigianato Imprese Veneto. E cosa faremo? Ecco, eppure anche si sente venti di crisi su imprese e lavoratori. Cosa sta succedendo, dottor Bellati? Perché bisogna anche iniziare a parlare di questa situazione, perché è il paese che è molto in bilico. Come si fa a sopravvivere con questi stipendi, con queste pensioni? Pensiamo anche ai diversamente giovani, come li chiamo io, che non hanno più la forza neanche più di reclamare, ecco, sono depressi, sono soli, non si curano più. Io ho tantissime persone che non vogliono neppure curarsi, tanto non vedono l'ora che moriamo. Così è la risposta. Cosa dice, dottor Bellati? Allora, adesso c'è un contrasto fra quello che sto dicendo io e il messaggio di bontà, eccetera, di ottimismo di Gabriella. Purtroppo però dobbiamo tenere anche conto della situazione, come dice lei. Quindi noi già dagli inizi degli anni 2000 avevamo detto: se non ci sarà l'autonomia, la situazione diventerà sempre di maggiore povertà. L'avevamo previsto in una massa enorme di studi che nessuno ha mai potuto contestare. Si sta realizzando tutto quello che noi avevamo previsto. La situazione andrà in peggioramento. L'unica speranza dal punto di vista del sistema pubblico è che il fatto che il debito anche aumenti, quindi non ci siano delle risorse, imporrà che ci sia maggiore responsabilità nella gestione della cosa pubblica, quindi rispetto del referendum, rispetto della democrazia, autonomia, perché vuol dire avvicinare, in base al principio della sussidiarietà, le decisioni pubbliche
alle esigenze dei cittadini, un concetto semplice che i veneti hanno sposato votando in massa nel referendum per l'autonomia. La fermo un secondo, dottor Bellati, se non mi cade la linea, abbiamo Emilia da Motta di Livenza, poi riprendiamo, vai Emilia. Io sono una signora diversamente giovane, come dici te. Ho votato per l'eutanasia, ma non ce la danno perché il governo vuole perdere la gallina delle uova d'oro e poi il Sud è peggio ancora. Ciao Mirella, grazie, ti guardo sempre. Grazie cara Emilia, come sente dottor Bellati la gente è molto attenta, però quello che mi preoccupa sono i giovani italiani all'estero, dai dati relativi dai 18 ai 34 anni cancellati dall'anagrafe per trasferimento nel periodo 2011-2020, sentite i numeri, nel nord-ovest cancellati 124.091, nel nord-est 91.693. Sono numeri che fanno impressione, senza parlare del centro 73.236, 99.978 al sud, nelle isole 62.587, ma qua è il numero finale che mi interessa, hanno cancellato 451.585 giovani. Ecco, che numeri sono questi, dottor Bellati? Allora, sono numeri veri, andiamo velocemente per vari passaggi. Il signore che era intervenuto prima aveva parlato di queste grandi finanziarie che stanno comprando molte delle nostre imprese, grandi e piccole. Sono finanziarie dove non c'è un rapporto umano con coloro che sono i capi, a loro interessa solo guadagnare un tasso di interesse e non gli interessa niente di volontariati, della persona che non arriva a fine anno, eccetera. La nostra economia, il nostro sistema sta sempre di più nelle mani di queste finanziarie enormi, multinazionali, che non si creano nessun problema anche di finanziare le guerre. Quindi questa è una situazione. Ha ragione poi la signora che è intervenuta sulle galline delle uova d'oro, che le riforme non vanno avanti per questa ragione. Quindi nulla da aggiungere. Un roll-up che parla di un master in studi internazionali. Allora, se si tratta di venire, io sono nella sede della Camera di Commercio italiana in Belgio, quindi se si tratta di mandare i nostri giovani a fare un'esperienza di studio, di lavoro, nessun problema, perché c'è il master, ci sono delle esperienze di lavoro interessanti. Il problema qual è? Che questi giovani, quando stanno qua e scoprono che gli stipendi sono il doppio che da noi, non ne parliamo in alcuni settori, per esempio nel settore della medicina, ma in tantissimi altri settori, fanno fatica a dire ritorniamo indietro. Quindi i numeri che lei ha dato poco fa sono numeri verissimi e dimostrano che c'è un differenziale sempre maggiore di ricchezza per i giovani fra il territorio italiano mal gestito, mal governato e che non rispetta la democrazia di un referendum, e il territorio invece europeo restante. E quindi i giovani vanno via con una perdita poi in termini di investimento delle famiglie, perché un giovane costa farlo crescere, ma anche del sistema pubblico, le scuole, le università, quindi è una doppia perdita, una tripla perdita di risorse, e purtroppo questa è la triste realtà. Perdiamo le risorse fresche, le risorse giovani. È una realtà che è perfettamente compatibile con tutto quello che noi abbiamo detto poco fa. Il sistema pubblico in Italia non sta funzionando quanto sta funzionando il volontariato e il sistema pubblico. La speranza qual è per dare un messaggio positivo? Che appunto di fronte ad una situazione del genere, grazie alla grande capacità che abbiamo e magari un risveglio della democrazia e quindi della volontà che hanno tutti noi veneti che sia rispettata la democrazia, si arrivi a che possano controllare e che questo porti ad una rinascita. Per il momento, come diceva la signora, non c'è, perché l'uova dalle galline d'oro siamo noi e bisogna sfruttare l'uova dalle galline d'oro, ma speriamo che qualcosa succeda. Allora io ringrazio il dottor Gianangelo Bellati, collegato con noi da Bruxelles, economista, per aver fatto capire che qui qualcuno dovrà riflettere su questi numeri, perché sono numeri che devono veramente emozionarci nel positivo e non nel negativo. Nel positivo perché vuol dire che i giovani li abbiamo ancora, basta farli ritornare e forse se
diamo loro rispetto anche del lavoro con una giusta dignità anche nei salari, forse ritorneranno, e se continuiamo così li perdiamo completamente, altro che non ci sono i giovani. Presidente Mauro, come ci saluta? Sempre con la volontà di vedere le cose in positivo, però questo ultimo intervento mi ha fatto riflettere su questo. Si avvicinano sempre di più persone italiane, anziane e sole. Ripetilo, perché qualcuno pensa che i banchi e empori solidari ci siano solo persone che vengono dall'estero, diciamo così perché io non faccio distinzione, invece la realtà? No, sono persone sole, anziani e italiani, e questo, l'intervento che ha appena fatto il dottor Bellati è proprio questo. Mi sono detta, ma i figli dove sono? Perché in realtà, da che tradizione vuole, specie diciamo così nel Veneto, in Friuli, è che i figli si occupano dei loro genitori, però noi vediamo adesso che sono soli proprio perché i figli magari hanno fatto altre strade per poter, diciamo, lavorare, per far crescere le loro famiglie e cose di questo genere. Per cui, oltre che la difficoltà economica, si presenta anche questo grande baratro della solitudine. Ecco perché il mondo del volontariato deve continuare a vivere e soprattutto ad essere vicino a queste persone, perché noi vediamo che il fabbisogno della persona anziana italiana, che non è solo il cibo, la solitudine, ma anche l'amarezza di aver lavorato una vita e oggi avvicinarsi a strutture come le nostre. Per cui questo credo che sia mortificante e io dico doloroso. Ecco perché noi cercheremo in tutti i modi, attraverso i nostri centri di ascolto, Mirella, tu sai benissimo, i pranzi di Natale che tu hai fatto ieri e ti ringrazio. Ecco, e avvicinare le persone, farle stare insieme. Perché? Perché noi vediamo che qualche volta la difficoltà anche di socializzare è dovuta ai mezzi, al fatto di non poter essere trasportati, cioè tantissime piccolissime cose che devono essere risolte. E il mondo del volontariato, a mio avviso, adesso parlo per la rete degli empori, io faccio parte della San Vincenzo, cerchiamo di essere vicini a 360 gradi, però abbiamo bisogno sempre delle istituzioni, devono assolutamente sostenerci. Grazie a Gabriella Mauro, Presidente. Posso solo aggiungere una cosa? Velocissimo, dottore, sono proprio in chiusura. Ma io credo che sia giustissimo quello che ha detto Gabriella, però dipende anche un pochino da noi genitori. Mia madre fa parte della San Vincenzo de Paoli, mi ha sempre insegnato che è importante la carriera, il lavoro, la palestra, ma bisogna anche amare gli altri e aiutare gli altri. E se questi messaggi i genitori non li trasmettono ai figli, dopo le conseguenze sono quelle che diceva. Quindi c'è un problema in questo caso anche delle famiglie che devono educare alla... Comunque è stato chiaro il messaggio. Grazie a Gianangelo Bellati, economista, grazie a Gabriella Mauro, Presidente San Vincenzo Basso Piave, grazie anche a voi tantissime anche questa mattina. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Straccetti con rucola. La rucola mangiata cruda è un ottimo stimolante nei casi di debolezza e astenia. Mangiata regolarmente per almeno 15 giorni è un ottimo diuretico e disintossicante. In cucina, per il sapore particolare, leggermente piccante, è usata per aromatizzare varie pietanze. La rucola coltivata ha un sapore più dolciastro della rucola selvatica, che rimane più piccante e con un gusto molto più deciso. Ingredienti per 4 persone. 500 grammi di fettine di vitello, una foglia di alloro, 200 grammi di rucola, 2 spicchi d'aglio, 2 fettine di cipolla, olio, sale, pepe. Tritate una parte della rucola e il rimanente lasciatela a foglie. Tagliate le fettine di vitello a piccoli listelli.
In una padella con l'olio fate soffriggere l'aglio, la cipolla e l'alloro. Quindi togliete tutto e saltate la carne. Quasi a fine cottura mettete la rucola tritata e fate insaporire. Salate, pepate. A cottura ultimata, guarnite con le foglie della rucola intera dopo aver irrorato la carne con il sugo di cottura. Servite e buon appetito!